Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 16 gennaio. Vediamo subito le prime pagine. Il Corriere della Sera mette in primo piano due notizie. Naturalmente il ritorno di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, le due giovani italiane rapite il 31 luglio scorso vicino ad Aleppo in Siria, arrivate nella notte a Roma. L'annuncio del loro rilascio ha fatto esplodere la gioia e la commozione dei familiari, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, ma la immediata è stata la polemica sul riscatto, 12 milioni di euro o cifre superiori, e vedremo su questo i vari punti di vista. Mentre in Belgio sono stati uccisi due combattenti islamici, preparavano un attacco, contatti anche con i killer di Parigi, un'operazione che si è svolta in 8 paesi, 7 europei più Yemen. Blitz in Belgio, uccisi 2 miliziani tornati anche loro dalla Siria. Il raid a Verviers, vicino a Liegi, sventati attentati a Bruxelles, la capitale europea, la capitale dell'Unione Europea o dell'Eurabia, a seconda dei punti di vista. Koulibaly, autore dell'attacco al market ebraico di Parigi, comprò armi proprio in Belgio. Azioni antiterrorismo in 7 paesi europei e nello Yemen. Il commento del Corriere della Sera su questa questione di Guido Olimpio: terroristi che si sono passati di mano i Kalashnikov, reti di reclutamento, connessioni sospette, centinaia di potenziali attentatori. Da Osama Bin Laden al califfo, il Belgio già negli anni 90 è stato uno snodo di jihadisti, ma lo è anche l'Italia, oltre ai 53 che sono andati a combattere dall'Italia in Siria o Iraq e sono rimasti là in parte o tornati, una decina sarebbero tornati e già indagati, ce ne sono 800 altri individuati in Italia, come vedremo dopo. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, tornando alle due liberate a caro prezzo, i video per alzare il prezzo, lo racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. A sbloccare la trattativa è stato un video, la nuova prova in vita delle due ragazze. Poi, tra domenica e lunedì, lo scambio, perché anche se la cifra di 12 milioni è esagerata, un riscatto è stato certamente pagato. Esagerata o no, qualcuno parla di cifre superiori ai 12 milioni di euro. Mentre, sempre dalla prima pagina del Corriere, un'altra delle notizie del giorno: la Banca Nazionale Svizzera ha sganciato il franco dall'euro, generando una scossa sul mercato delle valute. Precipita la moneta comune. Viene lanciato di fatto l'acquisto di titoli di Stato che la Banca Centrale Europea dovrebbe votare il 22 gennaio. Borse in rialzo tranne Zurigo. Felici i frontalieri, il franco vale di più, si è apprezzato del 30%. Secondo Libero, come vedremo in prima pagina, Nino Sunseri, l'autore dell'articolo, la Svizzera ha capito che l'euro crollerà e se ne va dal legame con la moneta unica. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, un fatto di Camorra: truffavano anche sui vestiti per i poveri gli abiti donati dai cittadini nelle mani dei camorristi. Migliaia di tonnellate di abiti usati, scrive Giovanni Bianconi, gestiti fuori dalle regole e spediti clandestinamente verso Africa e Est Europa, lucrando sulla generosità dei cittadini per guadagnare milioni di euro. Lo ha scoperto la Procura di Roma. L'inchiesta ha portato a 14 ordini di arresto e si incrocia con Mafia Capitale. Il giudice mette in luce il condizionamento dell'organizzazione di Buzzi e Carminati sulla municipalizzata capitolina dei rifiuti. Poi c'è una storia raccontata da Gian Antonio Stella di una pensione da 651.000 euro, pensione d'oro per una svista. Un ex dipendente comunale di Perugia ha una pensione che è il doppio dello stipendio di Obama, il triplo di quelli di Angela Merkel o del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Il fatto è accaduto a Perugia per una svista, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Mario Cartasegna, avvocato comunale di Perugia, assunto nel 72, è riuscito a farsi riconoscere nel calcolo della pensione la percentuale sulle cause vinte. Il Ministero del Tesoro si oppone, l'avvocato ricorre al TAR di Perugia che gli dà ragione e ora l'INPS apre un'inchiesta. 651.000 euro la pensione annua percepita dall'ex avvocato comunale di Perugia, 12.000 euro lo stipendio mensile che percepiva l'avvocato. E per chiudere, da Milano
le spese pazze della Zarina, auto a noleggio, viaggi, alberghi, spese per centinaia di migliaia di euro, è la storia della Zarina, impiegata senza laurea, divenuta direttore generale di un'azienda pubblica, la ASAM, inventata da Filippo Penati e patrimonio della provincia di Milano, che non ci sarebbe più perché sciolta nella città metropolitana. Centinaia di migliaia di euro spesi dalla Zarina per alberghi, viaggi, macchine a nolo, consulenze. Ed è anche la storia questa, scrive il Corriere della Sera con Elisabetta Soglio, di un regolamento di conti nel delicato settore delle tangenziali e autostrade. La storia si è per ora conclusa col licenziamento di Carmen Zizza, la Zarina, che dal 2013 era direttore generale di ASAM, una holding, cioè una società che ne controlla tante altre, della provincia di Milano. Con la chiusura delle province, ASAM è passata sotto la regione, la Fin Lombarda. La nuova presidente, Elena Di Salvia, ha cominciato a spulciare i bilanci. Nei documenti ha ordinato una due diligence nei conti. Il risultato è stata la lettera spedita alla Zarina poco prima di Natale, con un lungo elenco di contestazioni. La prima osservazione riguarda il fatto che l'azienda, di 3 dipendenti, compreso il direttore generale, nel 2013 ha fatto spese per l'astronomico importo di 141.000 euro, più 96.000 nel periodo gennaio-settembre 2014. Alla signora Zizza vengono ricondotti oltre 50.000 euro di spese per alberghi, ristoranti, bar e viaggi nel 2013, 25.000 l'anno successivo. Poi le autovetture a noleggio, più di 55.000 euro in 2 anni. Le spese di convegnistica, oltre 100.000 euro nel biennio, quelle di telefonia mobile, 26.000 euro tra cellulari, chiavette internet e tablet. Dalle ricostruzioni risulta che nel vecchio consiglio di amministrazione qualcuno avesse alzato la mano per raccomandare più attenzione sulle spese e chiedere ragguagli su voci troppo generiche. La risposta era stata un audit, cioè un'analisi interna della società stessa, che la stessa Zarina aveva commissionato, ma che si sarebbe basata su domande molto generiche. La contestazione a Zizza prosegue col capitolo degli incarichi professionali: consulenze per 1.300.000 euro per il 2013, 430.000 per i 9 mesi del 2014, e poi la condotta tenuta in relazione alla rinegoziazione del contratto fra la ASAM, la società della provincia che lei guidava, e la Dexia, l'istituto bancario che sta rinegoziando il debito della società. Questi i temi di prima pagina del Corriere della Sera. C'è anche spazio per il futuro Presidente della Repubblica. Una corsa troppo affollata quella per il Quirinale, scrive Massimo Franco nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Rapidamente andiamo adesso al primo piano, lasciata la prima pagina del Corriere, con Vanessa e Greta che sono libere, rapite il 31 luglio, saranno sentite dai pubblici ministeri a Roma. Esplode la polemica sul riscatto, 12 milioni di euro o più. Mia sorella è una grande, ha detto il fratello di una delle due. Casomai saranno grandi i contribuenti italiani. Senza sentire il loro parere si è deciso di pagare, per carità. La motivazione umanitaria, come scrive Maurizio Molinari in prima pagina sulla Stampa, viene prima di tutto. Le lacrime e i brindisi dei familiari, le telefonate del premier Renzi e della Farnesina, il ministro Gentiloni, è come nascere di nuovo. I rapitori hanno alzato il prezzo coi 2 video mandati in 15 giorni, scrive Fiorenza Sarzanini, ma il primo piano del Corriere è dedicato anche, naturalmente, all'operazione antiterrorismo in Belgio, al confine peraltro con l'Olanda e molto poco distanti dalla Germania, a Verviers, nella parte est del paese. Le forze speciali in azione studiavano un attacco in grande stile, le persone colpite, uccisi 2 uomini armati tornati anche loro dalla Siria. Giornata di allarme anche nella capitale, un'azione antiterrorismo in 7 paesi e in Yemen. L'operazione di ieri è iniziata intorno alle 17:45. I sospetti, 3 giovani messi sotto sorveglianza dopo il loro ritorno dalla Siria una settimana fa. I 3 si erano nascosti in un appartamento vicino a una panetteria nel centro della cittadina di Verviers. Quando gli agenti hanno fatto irruzione, i 3 hanno aperto il fuoco con pistole e Kalashnikov. I testimoni hanno descritto una sparatoria di diversi minuti con almeno 3 esplosioni, 2 miliziani uccisi, il terzo arrestato. Il livello d'allerta è stato innalzato, una dozzina di raid effettuati in altre città, nelle case di altri individui tornati dalle guerre in Siria. I procuratori federali belgi hanno dichiarato che l'obiettivo delle operazioni di ieri è un gruppo islamico
che stava per lanciare attacchi terroristici su vasta scala. Secondo alcune fonti nel mirino c'erano le stazioni di polizia. I sospetti sono entrati in una panetteria, hanno aperto il fuoco, 2 uccisi, appunto, un arrestato. Armi, soldi e i legami insospettabili di Koulibaly, l'attentatore francese del supermercato ebraico. I fucili li ha comprati a Bruxelles, i contatti a Charleroi, il francese aveva una rete oltre confine. I lupi solitari stanno diventando un branco, scrive Marco Imarisio sul Corriere della Sera da Parigi. Prima 1, poi 2, poi 3 complici, fino alla scoperta tardiva dei finanziamenti ricevuti dai fratelli Kouachi e dei viaggi di Amédi Koulibaly. La tesi riduttiva del gruppo di amici non tiene più, e neanche quella della cellula domestica. Le complicità e le connivenze ci sono state anche all'estero, come potrebbe dimostrare l'operazione antiterrorismo di ieri in Belgio, che ha colpito una delle numerose filiere jihadiste di quel paese, specializzate nella rivendita di armi e a estremisti islamici e criminali comuni. A seguire i Kalashnikov e le pistole Tokarev delle stragi di Parigi si arriva in Belgio. Negli ultimi tempi Koulibaly era venuto a contatto con Neetin Karashullar, un uomo residente a Charleroi, al quale stava cercando di vendere un'auto di proprietà della moglie, Hayat Boumedienne, fuggita da Parigi con tappe a Madrid, dove avrebbe trascorso il Capodanno in compagnia del marito, a Istanbul, fino al passaggio della frontiera siriana lo scorso 8 gennaio. Sapevano che non si sarebbero più rivisti, questo è chiaro. Lui è tornato indietro, la donna è stata accompagnata nel tratto finale del suo viaggio da Mehdi Belussin, fratello del capo di una rete di aspiranti combattenti in Afghanistan che aveva messo radici nella Francia dell'Est e in Belgio. Dopo il massacro dell'ipermercato ebraico, Karashullar si è presentato all'antiterrorismo di Bruxelles. L'uomo, che ha all'attivo un paio di condanne per traffico d'armi, ha raccontato di come avesse truffato Koulibaly, prendendo in consegna l'auto senza dargli in cambio l'intera cifra che lui chiedeva e promettendogli futuri guadagni da un'ulteriore vendita. Le perquisizioni nel suo appartamento hanno confermato la trattativa, ma ne hanno fatto emergere una anche su armi e munizioni, di calibro non comune, corrispondente alla Tokarev usata nella drogheria Kasher di Parigi, che forse avrebbero dovuto essere o sono state la contropartita per l'auto. Se così fosse, il comportamento quasi autoaccusatorio di Karashullar è davvero strano. Forse l'uomo ha fatto solo da mediatore tra il futuro stragista francese e i veri trafficanti. Koulibaly sarebbe andato a Charleroi almeno 3 volte, scrive il Corriere della Sera. A seguire c'è anche l'allerta in Italia, il Colosseo tra 500 obiettivi possibili, ma nessun segnale preciso, continuano a dire le autorità italiane. Arrivano nuove minacce sul web, massima attenzione sui cosiddetti cani sciolti. Per quanto riguarda però le vignette su Maometto in Francia, è l'ora delle proteste nel mondo islamico. La Turchia parla di provocazione, cortei dal Pakistan alle Filippine e un'auto ieri ha investito una poliziotta davanti all'Eliseo, la presidenza francese a Parigi. Le nuove caricature di Maometto, il nuovo numero di Charlie Hebdo, sono state vietate in Turchia, nei paesi del Maghreb, ma anche in Russia, dove l'agenzia di controllo dei media ha imposto di non pubblicarle in nome della legge contro l'estremismo. Molti paesi hanno condannato le vignette. Il re di Giordania ha criticato Charlie Hebdo. Condanne dal Marocco, dal Pakistan, dalle autorità religiose dell'Egitto, dell'Iran, dei talebani naturalmente in Afghanistan. Sul quotidiano di Hamas, Palestina, Felstein, è stata pubblicata una vignetta che rappresenta una mano che fa un segno di stop a un'altra mano. Quest'ultima impugna un pennello a forma di diavolo. In Francia si sono verificati 200 casi in cui i ragazzi nelle scuole si sono rifiutati di osservare un minuto di silenzio per le vittime o hanno espresso sostegno ai terroristi. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti i media hanno scelto di non mostrare le vignette di Maometto. Il tentativo di un opinionista francese di mostrare la prima pagina del nuovo Charlie Hebdo è stato censurato da Sky News, la rete del tycoon Rupert Murdoch. Mentre c'è un j'accuse al direttore di Charlie defunto, l'ex direttore Stéphane Charbonnier, si rompe in Francia il clima di incanto, racconta Elisabetta Rosaspina, sempre da Parigi. Si tratta delle Nouvelles Observateur, la rivista diretta da Mathieu Croissando ha innescato la prima dolorosa polemica, la prima crepa nel fronte che aveva portato buona parte della Francia in piazza domenica.
È toccato all'80° del Fail de Ton, uno degli ultimi superstiti dello storico gruppo dei fondatori del settimanale Le Nouvel Observateur, portare lo scompiglio nella famiglia di Charlie Hebdo, nell'ultima colonna di un lungo, affettuoso articolo dedicato alla redazione e al coraggio dei superstiti su Le Nouvel Observateur, a cui collabora dal 75. Sarò sgradevole con Charb, cioè il defunto direttore di Charlie Hebdo, scrive l'80° del Fail de Ton sulle Nouvel Observateur, e lo annuncia riferendosi appunto a Stéphane Charbonnier, ucciso insieme alle altre 11 persone nella redazione di Charlie Hebdo. Era il capo, scrive Del Ton. Che bisogno c'era di trascinare tutta la redazione in questa escalation? Grande amico di Wolanski, anche lui caduto sotto i colpi di Kalashnikov in redazione, Del Fail de Ton assicura che il famoso disegnatore non approvava le insistenti caricature di Maometto. Siamo degli incoscienti e degli imbecilli, avrebbe detto Wolanski. Corriamo un rischio inutile. Tutto qui. Ci si crede invulnerabili. Per anni, decine di anni fa, si fa provocazione. E poi un giorno la provocazione si ritorce contro di noi. Non bisognava farlo. Questo avrebbe detto il disegnatore Wolanski al commentatore e fondatore di Le Nouvel Observateur. Ma poi ci sono naturalmente, oggi altro argomento, poi vedremo anche i commenti, le parole del Papa nel volo che lo porta dallo Sri Lanka alle Filippine. Papa Francesco ha scherzato rispondendo alle domande dei giornalisti di tutto il mondo. È aberrante uccidere in nome di Dio, ma, ha detto il Papa, la libertà di espressione ha un limite e non si può provocare o insultare la fede degli altri. Se il dottor Gasbarri, l'organizzatore dei suoi viaggi, che è un amico, dice il Papa, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno. Ci sono gruppetti fondamentalisti, ha detto ancora il Papa, ma non sono col popolo, sono elite ideologiche. Francesco dice di avere fiducia nel popolo, così come nel dialogo. Parla di mitezza in risposta alle minacce dei terroristi e piuttosto teme per i fedeli. È attento alla sensibilità di tutti i credenti e sfugge ai toni da crociata. Quanto alla libertà religiosa come diritto umano fondamentale e alla libertà di espressione, andiamo a Parigi, parliamo chiaro, ha detto il Papa ai giornalisti sull'aereo. Credo che tutti e due siano diritti umani fondamentali, libertà religiosa, libertà di espressione. Non si può nascondere una verità. Ognuno ha il diritto di praticare la propria religione senza offendere, liberamente, e così vogliamo fare tutti. Non si può offendere o fare la guerra o uccidere in nome della religione, in nome di Dio. A noi quello che succede adesso ci stupisce, no? Ma pensiamo alla nostra storia. Quante guerre di religione abbiamo avuto? Lei pensi alla notte di San Bartolomeo. Anche noi siamo stati peccatori su questo. Ma non si può uccidere in nome di Dio. È un'aberrazione, con libertà, senza offendere, ma senza imporre, senza uccidere. La libertà di espressione, ognuno ha non solo la libertà, ma il diritto e anche l'obbligo di dire quel che pensa per il bene comune. Se un deputato non dice quella che pensa sia la vera strada, non collabora al bene comune. Abbiamo l'obbligo di parlare apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere. È vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasbarri, che è un amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno, ma è normale, non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Papa Benedetto, in un discorso, la Lectio di Ratisbona nel 2006, ha parlato di questa mentalità post-positivista che alla fine porta a credere che le religioni o le espressioni religiose siano una sorta di sottocultura, tollerate ma poca cosa, non sono nella cultura illuminata. E questa è un'eredità dell'illuminismo, ha detto il Papa, un'altra legnata ai francesi. Tanta gente che parla di altre religioni o delle religioni, che prende in giro e diciamo giocattolizza la religione degli altri. Questi provocano e può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasbarri se dicesse qualcosa contro la mia mamma. Ma il Papa non conosce il Corano? Presumo di sì, evidentemente. E il fatto di dire se tu provochi, questi provocano, se la son cercata quelli di Charlie Hebdo, diciamolo chiaro, Corano alla mano. C'è un limite, dice il Papa, ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita e la persona umana, io non posso prenderla in giro. Questo è un limite. Ho preso questo esempio per dire che nella libertà d'espressione ci sono dei limiti, come quello della mia mamma.
un'equivalenza, diciamo, è un paragone abbastanza curioso, per non dire strambo e per non dire illogico. Cosa c'entra l'insulto alla mia mamma col Corano e con le vendette coraniche, Corano alla mano, e con l'Islam? Vabbè, la saprà il Papa questa cosa qua, perché non è così stupida, è come dire la religione è la mamma di tutti noi. Allora sono senza genitori, per quel poco che può valere. Come rispondere alle minacce degli integralisti islamici? E questa è bella, questa è veramente bella. Il miglior modo di rispondere è sempre la mitezza. Essere mite, umile come il pane, senza fare aggressioni. Io sono qui, ma c'è gente che non capisce questo. A me preoccupano i fedeli, questo sì. Ho parlato con la sicurezza vaticana che mi aggiorna. Questo mi preoccupa abbastanza. Io ho paura. Sa che io ho un difetto? Una bella dose di incoscienza. A volte mi sono chiesto, se a me accadesse qualcosa, e ho detto al Signore, chiedo una grazia, che non mi faccia male, perché non sono coraggioso davanti al dolore, sono molto timoroso, ma so che si prendono cura di me. Le misure di sicurezza sono prudenti ma sicure. E così siete tutti tranquilli. In Sri Lanka ci furono centinaia di attentati kamikaze. Io credo, ha detto ancora Papa Francesco, che dietro ogni attentato suicida ci sia uno squilibrio umano, non so se mentale, ma umano, qualcosa che non va nella persona. C'è tanta gente come i missionari, dà la propria vita per costruire, il kamikaze dà la propria vita per autodistruggersi e distruggere, e non è solo una cosa dell'Oriente. Altro capitolo, i bambini usati per gli attentati. I bambini, ha detto il Papa, sono usati dappertutto per tante cose, sfruttati nel lavoro, come schiavi, sessualmente. Alcuni anni fa, con membri del Senato in Argentina, abbiamo voluto fare una campagna negli alberghi più importanti per dire pubblicamente che non si sfruttano i bambini per i turisti. Non siamo stati capaci di farlo. Le resistenze nascoste ci sono, non ci siamo riusciti. Quando ero in Germania mi capitava di vedere giornali che parlavano del turismo sessuale nel sud-est asiatico e anche lì erano bambini. Lei è andato in un tempio buddista, viene chiesto al Papa. Una volta i missionari dicevano che è la religione del diavolo. Quando ero bambino, risponde Francesco, ci dicevano anche che i protestanti andavano all'inferno. La mia prima esperienza di ecumenismo l'ho avuta per mano a mia nonna. Avevo 4 o 5 anni e vidi passare 2 donne dell'esercito della salvezza. Chiesi, nonna, sono suore? E lei, no, sono protestanti, ma sono buone. Così parlò Francesco I. Poi vediamo il commento. Tra i commenti quello di Giuliano Ferrara sul Foglio è quello più evidente in prima pagina, ma sempre rimanendo al primo piano del Corriere della Sera, c'è anche un articolo dedicato ai dibattiti su quanto è accaduto a Parigi nelle scuole italiane. Prof, adesso colpiranno anche Roma. La vignetta blasfema strappata di mano a chi vuole appenderla. La vignetta blasfema, cioè ormai è definita così anche sul giornale italiano e sul Corriere della Sera. Una vignetta che raffigura Maometto è una vignetta blasfema. C'ha ragione Houellebecq. Se la transizione verso l'Eurabia, verso il regime islamico, è soft, è tranquilla. Bisogna eliminare le scorie di chi non la pensa così, fisicamente come a Charlie Hebdo, o anche dal punto di vista semplicemente culturale, intellettuale, giornalistico, della comunicazione. La vignetta è blasfema, punto e basta. Ho fatto tonnellate di vignette sul cristianesimo, diciamo così, sul Papa, non era blasfema. Adesso tocchi l'Islam, diventa blasfemo tutto, compresi i cattolici. Nel romanzo di Houellebecq, questo è molto ben descritto, i cattolici, alla fin fine, insomma, non è che vedano male poi l'instaurazione di queste regole morali come c'erano una volta, quelle rigide, coraniche, islamiche. Alla fin fine la mentalità, come dimostrano le parole del Papa, non è che sia abissalmente diversa. La vignetta blasfema, titola il Corriere della Sera, strappata di mano a chi vuole appenderla. Libertà di espressione anche in Italia. L'altra questione del giorno, dicevamo, è il franco record perché la Svizzera spiazza i mercati, decisione a sorpresa della Banca Centrale Elvetica di sganciarsi dall'euro, dalla moneta unica. Per le borse è l'anticipo delle mosse della Banca Centrale Europea previste per la settimana prossima sull'acquisto di titoli di Stato. Per altri è il giudizio sulla fallimentarietà, scusate il neologismo, dell'euro. C'è anche naturalmente la questione del Presidente della Repubblica che cominceranno a votare a fine mese, però già si parla di ipotesi bla 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 bla. L'ipotesi è quella di Piero Grasso al primo scrutinio per levarselo di torno e poi arrivano o Bersani o Veltroni per il quarto scrutinio.
Potrebbe anche sfumare il no di Berlusconi a un ex magistrato. Tutto è estremamente interessante. Con intervista a Luciano Violante, vedo cortine fumogene, potrebbero esserci intese segrete, dice Violante. La condivisione sul Colle è auspicabile, ma non è significativa di per sé. E infine, tutti assolti nel processo bis per le spese pazze della regione Piemonte. Un favore a Chiamparino, dice qualcuno, il processo bis per le spese pazze degli ex consiglieri regionali piemontesi finisce con la assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Il GUP ha accolto la tesi della stessa procura che evidenziava la mancanza di dolo negli episodi di peculato contestati, cioè ho speso ma in buona fede. Una proposta, quella dei PM, in linea con la richiesta di archiviazione presentata alla fine delle indagini. In quell'occasione era stato il GIP a ordinare di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Tra i 9 imputati ora assolti ci sono 3 esponenti chiave dell'attuale maggioranza guidata da Chiamparino in Piemonte. Si tratta del vicepresidente della Giunta e assessore al bilancio Reschigna, del capogruppo e segretario regionale PD Gariglio e dell'assessore alle pari opportunità Cerutti in quota a sinistra, ecologia e libertà. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera dando un'occhiata a Milano. Equitalia addio e allora cari milanesi mettetevi in coda in via Friuli negli uffici del comune per pagare le multe. Ci sono scene che in un paese civile non dovrebbero essere permesse, scrive Nicola Saldutti. Vedere centinaia di cittadini in coda in via Friuli per cercare di capire cosa devono fare con la raffica di 800.000 multe piovute nelle loro caselle della posta offre uno spaccato che va al di là della questione delle contravvenzioni. Fino al 1 gennaio il compito di riscuotere multe e imposte spettava a Equitalia, società controllata dall'Agenzia delle Entrate al 51%, società dello Stato. Adesso Equitalia non c'è più, mettetevi in coda, cittadini milanesi. Era meglio Equitalia, dice in sostanza Saldutti, non dice così, ma insomma. Brevemente, prima della pubblicità, così liquidiamo la cronaca milanese, 4 aziende fuori per mafia per la costruzione della metropolitana 4 e 5 e poi la disavventura di una signora di origine peruviana che lavora per l'azienda della raccolta rifiuti di Milano, la azienda pubblica del comune naturalmente, ha salvato un uomo dopo un incidente, ma i vigili l'hanno multata perché ha messo il camion della spazzatura in sosta vietata. Aveva parcheggiato il mezzo dell'AMSA a pochi metri. Lunedì pomeriggio questa signora, Celia Prada, sta caricando i sacchetti della spazzatura sul suo furgoncino quando un motorino investe un uomo. Visto l'uomo a terra immobile, la signora Celia corre a rianimarlo, salvandogli la vita perché un medico intervenuto dopo informerà gli infermieri del 118 di un doppio arresto cardiaco. All'arrivo dei vigili nessun elogio, anzi la donna, dipendente dell'AMSA, è stata multata per aver lasciato il mezzo sulle strisce pedonali in divieto di sosta. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante. Il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza high-tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a 9.550 euro e tasso zero. TAEG 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Vuoi iniziare il nuovo anno in bellezza? Con Vichy ti conviene. Oggi in farmacia acquista 2 prodotti viso Vichy. Il secondo lo paghi la metà. Buono sconto del 50% applicato sul prezzo praticato dal rivenditore sul prodotto meno caro. Operazione a premi valida dal 7 gennaio al 28 febbraio 2015. Regolamento integrale su vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo ai quotidiani di oggi con il primo piano di Repubblica dedicato a chi sono i rapitori delle 2 fanciulle liberate ieri.
il ramo di Al-Qaeda che con gli ostaggi finanzia la guerra santa islamica, mentre lo Stato islamico attacca la fazione rivale, quella che aveva in mano le due fanciulle su Twitter. Quei cani le hanno lasciate andare. E sempre da Repubblica, pagina 7, un pezzo di Paolo Berizzi da Parigi. Da Parigi a Bruxelles la rete dei terroristi prepara l'attacco all'Europa. Il killer del mercato kosher aveva acquistato le armi in Belgio per meno di 5.000 euro. Di nuovo da Repubblica c'è anche una Francia che non è Charlie Hebdo, quelle provocazioni sono un errore, almeno 50 accuse per apologia del terrorismo. Libertà di espressione con molti se e tanti ma, il contrario esatto di quello che ha scritto nel mirabile editoriale comparso sul numero ultimo di Charlie Hebdo il neodirettore Gérard Biard, l'editoriale che abbiamo letto l'altro giorno sulla laicità, punto e basta. Invece tanti se, tanti ma. Dopo l'immensa manifestazione dell'11 gennaio, la solidarietà con i vignettisti uccisi comincia a incrinarsi. E questo è il tragico destino dell'Europa, c'è poco da fare. E la tragica attualità e intuizione del romanzo di Houellebecq che è uscito ieri in Italia per Bonpiani. Poi stamani in corso di Onda Libera ne leggiamo le poche anticipazioni uscite sulla stampa, poche ma sufficienti a darci il profumo del romanzo e dell'intuizione avuta da Houellebecq e dei problemi che pone nel romanzo, che è un romanzo ma è tutto squisitamente politico e politico-culturale. Il tema di Houellebecq e del suo libro Sottomissione, traduzione di Islam peraltro, ma la sottomissione soft di gente che per il soldo, per una mentalità radicata profonda, perché alla fine l'Islam va a solleticare anche la mentalità profonda di un certo cattolicesimo e di tanti cattolici. Non vedono male poi questa rigidità valoriale, no? Non è male recuperare i bei tempi andati per qualche verso. Sì, c'è qualche modifica, le donne vanno in giro coi pantaloni e con un tunicone blu, non lavorano più, stanno a casa, sono sottomesse, diciamo così, se ne può avere più di una, all'università mi danno uno stipendio triplo, così guadagnano anche le elite, i media devono stare zitti ma vengono finanziati dall'Arabia Saudita, insomma ci sono tanti vantaggini collaterali all'avvento dell'Islam, anche per i cattolici. E per quelli che si riconoscono, diciamo, in un atteggiamento mentale che è l'esatto, mentale, spirituale, personale, psicologico, che è l'esatto opposto della laicità, punto e basta. Comunque, tornando a Repubblica, ci racconta oggi Anais Ginori che a un certo momento, dopo qualche giorno, a cadaveri un po' più freddi, diciamo, e seppelliti, tanti se, tanti ma, e la solidarietà con Charlie Hebdo comincia a incrinarsi, scrive Repubblica. Uno dei fondatori della rivista satirica Del Feuilleton, l'abbiamo citato prima, se la prende con il defunto direttore Sharb, se la prende con il morto, non con l'aggressore naturalmente. Gli avvocati del controverso umorista Dieudonné, rinviato a giudizio per apologia di terrorismo, poi l'hanno anche arrestato, gli hanno fatto un bel favore, complimenti. Gli avvocati dunque dell'umorista, del comico Dieudonné, accusano di schizofrenia le autorità che a loro parere difendono la libertà di espressione a parole, ma poi arrestano il loro assistito per aver esternato uno stato d'animo. Appunto, c'era bisogno di arrestarlo, questo è super conosciuto. Certamente non è uno che presumibilmente prende in mano il Kalashnikov, ha un'altra funzione, ha un altro scopo, ha un altro obiettivo, diciamo così. In ogni caso tu lo arresti, gli fa un grandissimo favore. Complimenti. Le autorità francesi in questo caso qui si stanno comportando tanto nella prevenzione, nell'intelligence, nel controllo e nella gestione delle cose, perché quella macchina della polizia che indietreggia davanti alla macchina dei due fratelli Kouachi che avanza la dice tutta, e lo vedremo, lo farà notare anche Riccardo Ruggeri oggi nella sua rubrica su Italia Oggi, e anche dopo stanno gestendo benissimo le autorità francesi. Anche il dopo, non solo il prima e il durante. Intanto si scopre che una cinquantina di persone sono state accusate di apologia di terrorismo nell'ultima settimana. Il reato prevede fino a 1 anno di prigione con la riforma antiterrorismo varata 2 mesi fa in Francia. Alcuni casi si sono verificati nelle scuole, dove Charlie è al centro di provocazioni tra alunni e maestri. La Francia che non è Charlie, titola in prima pagina Le Monde, che ha aperto il dibattito su gruppi religiosi o semplici cittadini che non si riconoscono in una libertà di espressione che procede per provocazioni, un modello Papa, diciamo così. Anche Libération torna sulle polemiche con una copertina forte in cui riproduce alcune bestemmie. Charlie ha ragione, scrive il direttore di Libération, Laurent Geoffrin.
Il principio che ci governa nella libertà di espressione è chiaro: siamo liberi di parlare, scrivere, disegnare, pubblicare, a meno di non commettere abusi previsti dalla legge. Non abbiamo paura, scrivono i rappresentanti dei comitati dei principali media francesi. La risata è un argine contro l'oscurantismo. La caricatura delle idee, come delle religioni, è un modo di far vivere il pluralismo, dicono nel manifesto i redattori di testate di tendenze diverse come Le Figaro, Les Inrock, il gauchista L'Obs, L'Observateur e il cattolico La Croix. Il fronte del dissenso si apre anche nella redazione del settimanale Sotto Attacco. Ce l'ho davvero tanto con te, Charb, pace all'anima tua, dice in un'intervista al settimanale Nouvel Observateur del Feuilleton, che però negli ultimi anni non collaborava più a Charlie Hebdo. Che bisogno avevi di trascinare tutti in questa escalation? Chiede rivolgendosi al vignettista ucciso, aggiungendo poi: credo che siamo degli imbecilli e degli incoscienti. Abbiamo corso un rischio inutile, tutto qui, ci crediamo invulnerabili. Per decine d'anni si fa provocazione, poi un giorno quella provocazione ci si ritorce contro. Non bisognava farlo. Mentre la casa editrice britannica Oxford University Press, che ha detto che non bisogna più pubblicare Peppa Pig e non parlare di maiali, spiega oggi su Repubblica che il politicamente corretto serve per parlare a tutti. La Oxford University Press minimizza. Non è stata una decisione presa dopo l'attacco islamico contro Charlie Hebdo, ma in Inghilterra sta crescendo la polemica dopo che uno dei più grandi editori di libri accademici ha proibito ai suoi autori di menzionare perfino le parole maiale e carne di maiale in tutte le sue forme, comprese salsicce, salame, prosciutto e così via, nei testi scolastici, per non offendere i musulmani e gli ebrei, che non si offenderebbero comunque, quindi per non offendere i musulmani, punto. Sembra uno scherzo, purtroppo non lo è, commenta la BBC. Ridicolo e stupido, protesta il deputato laburista musulmano Khalid Mahmood. Gli eccessi del politicamente corretto, sentenzia il Times. Il nostro non è un divieto, dice invece a Repubblica Dan Selinger, portavoce della prestigiosa casa editrice. Sono soltanto linee guida. Lo facciamo di continuo di aggiornarle varie volte all'anno. In questo caso non sono in grado di indicare la data, ma risale a settimane o mesi fa, prima dei fatti di Parigi. L'abbiamo fatto perché pubblichiamo libri in 200 paesi e consigliamo ai nostri autori di rispettare le sensibilità locali, le differenze culturali. In una società multiculturale, multietnica, multiconfessionale come la nostra, in un mondo sempre più globalizzato, è necessario essere corretti verso tutti, dice il portavoce della Oxford University Press. Con ciò lasciamo anche Repubblica e andiamo alla prima pagina della Stampa. Salvarle era doveroso, ora prudenza è il titolo dell'articolo di fondo firmato da Maurizio Molinari. Con la liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, l'Italia dimostra che in tempo di guerra nessun cittadino deve temere di essere abbandonato nelle mani del nemico jihadista. E questa può essere la premessa per evitare futuri errori, come per dare la caccia al medesimo nemico. Le stragi di Parigi, la cellula sgominata in Belgio, le minacce del califfo contro San Pietro dimostrano che il fronte jihadista è protagonista di una campagna per insanguinare l'Europa, scrive Molinari. Il sequestro di ostaggi occidentali, dalla Siria allo Yemen, è un tassello dell'offensiva. Quando si combatte contro il terrorismo, la priorità è non lasciare nessuno dei nostri nelle loro mani, come diceva Golda Meir, combattiva premier di Israele all'indomani del massacro alle Olimpiadi di Monaco. Non solo perché chi salva una vita salva il mondo intero, come recitano le massime dei padri, ma perché salvare i propri cittadini, evitare di abbandonare qualcuno nelle mani del nemico, rende una nazione più salda, coesa. Per questo dobbiamo essere grati, scrive Molinari, a quei funzionari dello Stato che hanno riportato a casa Greta e Vanessa. Ciò non toglie che ogni successo nella liberazione di un ostaggio s'accompagna all'amarezza per il sequestro avvenuto, perché implica aver compiuto errori e passi falsi. Ciò significa che la lezione da apprendere è anzitutto nella necessità di evitare di ritrovarsi in situazioni simili. Le ONG e i volontari che, spinti dalle migliori intenzioni, partono per territori dove spadroneggiano bande, tagliateste e jihadisti, devono prendere atto che l'interesse nazionale impone di cessare iniziative singole, mal coordinate e fondate solo sul credo nella bontà umana.
Nello spazio che si estende da Aleppo a Baghdad, da Sana'a a Mosul, è in atto una guerra barbarica scatenata da milizie sanguinarie con un'ideologia religiosa che si riassume nella caccia agli infedeli, ovvero a chiunque non sia jihadista. Andarci significa mettere piede in un girone infernale. Se no, vi fate un bel giro in un'assicurazione e ne trovate una disponibile ad assicurarvi lei. Andate presso un'assicurazione, Greta e Vanessa, e sottoscrivete un bel contratto di assicurazione privata. Vediamo se ve lo firmano. Per questo 60 nazioni hanno creato una coalizione accomunata dalla volontà di demolire lo Stato islamico e sconfiggere gli jihadisti. A fondo pagina c'è il buongiorno di Massimo Gramellini dedicato alle parole del Papa. In sostanza, dice Gramellini, secondo il Papa i vignettisti blasfemi di Charlie non è che si dovevano proprio uccidere, ma soltanto prendere a pugni. So bene che il Papa non intendeva dire questo, ma questo è quello che ha detto, inciampando in un paragone infelice nel desiderio di riuscir simpatico e, è il caso di dirlo, alla mano. Per delucidazioni, scrive il vice direttore della Stampa, ho telefonato a un amico parroco. Cosa deve fare uno se gli insultano la madre? Ho chiesto. E lui, dopo averci pensato un po', se è un santo incassa e perdona, altrimenti manda al diavolo l'insultatore e magari lo denuncia. Di pugni, scrive Gramellini, il parroco non ha parlato. Sarà un prete all'antica, mentre il momento storico sembra richiedere alle figure istituzionali di assumere il linguaggio emotivo delle persone comuni. Vi ricorrerò anch'io. Gioco di mano, gioco di villano. Lo diceva sempre la mia mamma e se qualcuno osa criticarla gli mando un pugno del Papa, scrive Gramellini, il quale la mette sul simpatico e sorvola completamente sul fatto che qua stiamo parlando di Islam, di Corano e di gente ammazzata alla redazione di Charlie Hebdo. Di quello parlava il Papa, con la sua simpatia, con la sua bonomia, col discorso della mamma che se me la toccano gli do un pugno a chi me la tocca. A questo punto diventa indispensabile, direi, per la questione il commento in prima pagina, il titolo soprattutto del commento in prima pagina sul Foglio del direttore Giuliano Ferrara. È Francesco, virgola, non una gaffe. Come dire, amici, quello abbiamo davanti. I blasfemi se la cercano, la strana misericordia islamica del Papa. Il Papa islamico, come dice Houellebecq, questo Papa qua è la fotografia del romanzo di Houellebecq, dice in sostanza Giuliano Ferrara, dice, mi par di capire che dica, c'è un video, però il titolo è bello, è Francesco, virgola, non una gaffa, la strana misericordia islamica del Papa. C'è un video in aereo verso le Filippine, scrive Giuliano Ferrara, in cui Papa Francesco esclude la legittimità della violenza, e questa è la ovvia premessa, ma poi, con accento retorico tremendamente chiaro e con una segnaletica facciale perfettamente intonata, afferma che di fronte alla blasfemia, all'irrisione, all'insulto verso la religione, tutte le religioni, la violenza te la devi aspettare. Insomma, i libertini di Charlie Hebdo se la sono andata a cercare. Sono convinto, scrive Ferrara, che il Papa ha pregato sinceramente per le anime delle vittime della sparatoria o massacro di Parigi, libertini ebrei e poliziotti compresi. Sono sicuro che la sua misericordia abbraccia anche le anime dei combattenti islamici che hanno realizzato la legge islamica sulla blasfemia. Non ho alcun dubbio sulla capacità di questo Papa gesuita, intelligente e scaltro, di distinguere tra la illiceità spirituale di una vignetta, o anche solo il suo cattivo gusto e il suo scarso tatto, e la condanna a morte che la cancella per sempre o il suo status di reato. Credo che un pastore che ha ispirato il suo apostolato alla misericordia, che crede nella tenerezza come balsamo universale, possa dire che una risposta violenta a una bestemmia o a un'irrisione si merita un pugno, detto alla lettera e con contorno di risate giornalistiche e prelatizie nell'aereo papale, solo per sottolineare il suo disgusto umano, troppo umano, per l'offesa a Dio. Detto questo mi domando, perché il Papa ha parlato in modo da essere identificabile come il tutore dell'autodifesa della dignità delle religioni, invece che come il custode della sacralità della vita umana e del diritto alla libertà di espressione? Tra l'altro, l'articolo di Giuliano Ferrara che stiamo leggendo contiene anche una vignetta di Vincino, in questo caso parecchio efficace. Il titolo della vignetta è «Il dialogo interreligioso fa progressi», laddove si vede il Papa
da una parte, a sinistra, il Papa che dice io gli do uno sganassone e lo stordisco. Di fianco c'è un imam, un islamico, con un coltellaccio in mano e io gli taglio la testa. La perfetta cooperazione. Il dialogo interreligioso fa progressi, è la vignetta di Vincino. Io gli do uno sganassone e lo stordisco, dice il Papa. L'imam di fianco col coltellaccio e io gli taglio la testa dopo. Perfetto il dialogo interreligioso. Allora, torniamo alle domande di Ferrara. Perché il Papa ha parlato in modo da essere identificabile come tutore dell'autodifesa delle religioni e non come custode della sacralità della vita umana e del diritto alla libera espressione? C'erano già stati equivoci in merito al tempo di San Giovanni Paolo II, all'epoca della fatwa islamica contro Salman Rushdie, e forse non sono possibili posizioni univoche dentro la Chiesa cattolica. Il fantasma di Voltaire e della sua irrisione delle religioni, dai maomettani ai papisti agli ebrei, il fantasma di un Charlie del Settecento è ancora troppo vivo, nonostante si faccia finta di averne cancellato il ricordo col Concilio Vaticano II. Sta di fatto che la piazza araba militante, gli imam che predicano nelle moschee e riluttano a una rigorosa condanna della decimazione con fucile a pompa di redazioni di giornali e negozi ebraici, da ieri si sentono meno isolati, sono meglio protetti dalla convergenza con il Papa di Roma. Non credo che sia una gaffe, modalità a parte, perché il magistero, posta aerea, è effettivamente un po' troppo colloquiale per valere per tutti. Insomma, il Papa non ha perso la brocca, non ha sbroccato, il che sarebbe umano, possibile e riparabile. C'è dell'altro, c'è la convinzione, comune al Papa e a molta cultura occidentale irenista, cioè che parla di pace, 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 c'è la convinzione, scrive Ferrara, che si debba convivere con l'orrore, che il distacco concettuale e spirituale dell'Islam dalle pratiche violente del jihad è una conquista che spetta eventualmente all'Islam di realizzare, che non esiste alternativa alla sottomissione o all'abbandono al dialogo interreligioso. E qui rientriamo appunto nella forza del romanzo, al di là dell'aspetto letterario non mi interessa, ma nella forza dell'idea centrale del romanzo di Houellebecq, sottomissione, proprio anche in riferimento al mondo cattolico, scrive Houellebecq. Per quanto si voglia essere papa del secolo e non nel secolo, scrive ancora Ferrara, per quanti omaggi si facciano, anche per i creduloni, alla libertà piena di coscienza come fondamento della fede, della possibilità della fede, alla fine quel che conta è non perdere il contatto con l'universo islamico, e la Chiesa sa bene, più e meglio di altri, che il nemico violento non è il terrorismo, ma l'idea coranica radicalizzata della quale il terrorismo è il frutto. Anche gli anglosassoni, in America e in Inghilterra con particolare fervore, rifiutano di dire la verità e si attengono a una solidarietà piena di riserve con la Francia sotto attacco, con i vignettisti sottoterra, con gli ebrei sepolti nella terra promessa, visto il tradimento della loro patria francese. In seguito alle minacce e dopo il loro avveramento, le vignette blasfeme sono diventate per i laici nel mondo europeo un recinto sacro, una bandiera dietro cui marciare, financo con i cretini multiculturali. Per l'establishment secolare che conta, invece, i libertini si comportarono da stupidi, secondo la prima lezione, quella autorevole, quella del Financial Times. È stato il Financial Times, prima del Papa a dire se la sono cercata, quelli di Charlie Hebdo. E sia pur così, ma, conclude Ferrara, parole e gesti del Papa, le risate risuonate nella carlinga del suo aereo, la metafora del pugno risanatore che colpisce e ripara l'offesa alla dignità, la declamazione tra pause teatrali di quel concetto, perché il Papa ha ripetuto ma è normale che sia così, cioè è normale reagire. Dal punto di vista islamico sappiamo cosa vuol dire reagire, Corano alla mano, e che lo dica un Papa è mostruoso, secondo me. Tutto questo non è gaff, è di più e peggio, conclude Ferrara. Perché continua a dire il Papa, ma è normale, altro che Houellebecq. Houellebecq ha immaginato fin poco. Comunque la vignetta del giorno è questa qua di Vincino, il dialogo interreligioso. Il Papa che dice io gli do uno sganassone e lo stordisco, e l'imam col coltellaccio e io gli taglio la testa dopo. Per capire come collaborano le religioni. E poi non aveva ragione Voltaire, ma aveva ragione
100.000 volte, perché non parlava solo di Maometto Voltaire, parlava anche delle religioni al plurale, tutte. In questa fase qui non c'è molta scelta, o di qua o di là, o la laicità, punto e basta, o altrimenti ci perdiamo sull'aereo del Papa. La Stampa, torniamo alla Stampa di Torino, a pagina 4, l'articolo di Francesca Paci sul sottobosco di sbandati che dalla criminalità è passato alla guerra santa tra rap, l'abbiamo ascoltato ieri, l'Islamic rap, il Muslim rap, anzi, droga e rabbia adescati in discoteca più che in moschea. Il pezzo è da Roma, ma parla anche di Belgio e Francia, dove sono state fatte le operazioni, oltre che in altri 5 paesi, 4 europei e lo Yemen. Poi sono stati individuati, racconta ancora la Stampa, oltre 800 islamici in Italia con simpatie jihadiste. Si aggiungono ai 53 cosiddetti foreign fighter, cioè quelli che sono già partiti dall'Italia per andare a combattere in Siria e Iraq e magari tornare. Oltre ai 53 che ha nominato il governo, ce ne sono altri 800 con simpatie jihadiste. Dal web l'ordine di colpire, diretto alle cellule in sonno, sarebbero tutte composte da ex combattenti rientrati in patria, racconta sempre per la Stampa di Torino Maurizio Molinari. La cellula terrorista sgominata ieri in Belgio, a pochi giorni dal doppio attacco di Parigi, dimostra che il network del jihad in Europa è cresciuto di dimensioni e pericolosità per 3 motivi: la cooperazione sul campo fra Al-Qaeda e Stato Islamico, l'uso sofisticato del web per reclutare e poi l'autostrada turca per far transitare i combattenti reduci da Iraq e Siria. Anche sulla Turchia andrebbe presa una posizione chiara da parte di tutti, perché siamo mesi che abbiamo davanti agli occhi il comportamento della Turchia. Sarà ora di tirare delle somme o no, oltre che dei muri e delle barriere? A descrivere la cooperazione fra la Al-Qaeda, espressione di al-Zawahiri, e lo Stato islamico del califfo al-Baghdadi è quanto avvenuto nelle ultime settimane, scrive Molinari. Il blitz contro Charlie Hebdo è stato messo a segno da 2 individui addestrati in Yemen, sostenuti da una logistica sofisticata frutto dell'esperienza della vecchia Al-Qaeda. In loro aiuto Hamedi Koulibaly, militante dello Stato islamico, in maniera spontanea, quasi occasionale o probabilmente su richiesta dello stesso ISIS, Stato islamico. La ricerca del quarto uomo da parte della sicurezza francese e il blitz di Verviers ieri in Belgio testimoniano il timore che il califfo stia tentando di attivare altri terroristi dormienti come Koulibaly, il quale però aveva un fascicolo penale e tutto il resto di mezzo metro d'altezza. Come hanno fatto a caderci dentro i francesi? Ha dell'incredibile. Da qui l'ipotesi che rimbalza da fonti della sicurezza a Londra che ISIS abbia deciso di mantenere caldo il fronte europeo, dando continuità all'offensiva. In questo scenario la cooperazione Al-Qaeda-ISIS si serve di 2 strumenti. Il primo, la rete di comunicazioni digitali gestite dal Dipartimento Media del Califfo a Raqqa in Siria, che opera attraverso forum e social network per distribuire messaggi e ordini con users che mutano in continuazione, come anche per cercare in tempo reale fiancheggiatori e sostenitori per aiutare le operazioni. Fra gli esperti di antiterrorismo c'è chi ritiene che questo Dipartimento Media dello Stato Islamico agisca egli stesso dall'Europa, con almeno 2 cabine di regia, una francofona, una anglofona. E infatti uno dei fronti della caccia all'uomo iniziata dopo la strage di Parigi si sviluppa sul fronte digitale. L'ipotesi che circola nell'antiterrorismo europeo, scrive ancora Molinari sulla Stampa, è che tali cellule digitali abbiano attivato Koulibaly e poi altri con profili simili in paesi diversi, senza dare obiettivi designati, ma invitandoli a colpire sulla base di motivazioni ideologiche. Si spiega così il dispiegamento di forze militari a protezione di sinagoghe e scuole ebraiche in Francia e anche in altri paesi. L'altro pilastro dell'operazione Europa dei jihadisti sunniti è la capacità di spostare i foreign fighters dal fronte medio orientale in Europa attraverso la Turchia. Gli aeroporti di Ankara e Istanbul, i traghetti sul Mar Nero e nel Mediterraneo orientale, i posti di frontiera terrestre con la Bulgaria sono luoghi di transito che consentono ai jihadisti con passaporto europeo di muoversi velocemente, facendo tappa in un network di alberghi e ostelli che arriva fino ai confini con la Siria, dove sono i trafficanti di greggio e opere d'arte a garantire il passaggio.
La determinazione del califfo e di Ayman al-Zawahiri a colpire a fondo l'Europa, conclude Molinari, nasce dalla convinzione che la coalizione anti-ISIS sia debole e che sia possibile farla franare, ma c'è un altro elemento: la volontà di mettere sulla difensiva tutti i nemici che assediano lo Stato islamico. Si spiegano così le indiscrezioni irachene sul fatto che i miliziani del califfo sarebbero riusciti a tendere un agguato a Qassem Soleimani, comandante in capo delle forze Quds iraniane, ferendolo. Soleimani è il simbolo delle operazioni militari iraniane contro i jihadisti. Da 3 mesi si fa riprendere e fotografare da Baghdad a Erbil per testimoniare l'impegno in addestratori e armi a sostegno delle forze irachene. Da qui l'agguato, per dimostrare a Teheran come all'Europa che i jihadisti sono in grado di combattere su 2 fronti. Da leggere bene l'articolo di Maurizio Molinari, oggi a pagina 5 del quotidiano La Stampa di Torino. Oh! 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 Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo Oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con multimedia IntelliLink, massima connettività e comandi vocali e City Mode per sterzare con un dito. Finalmente tutti possono fare Oh sabato e domenica. Oh! Tutta la scelta del mondo e adesso anche il tasso zero. Cosa vuoi di più? Passa da MediaWorld dal 15 al 28 gennaio e approfitta del tasso zero in 10 rate. Informazioni in negozio, messaggio pubblicitario, TAN e TAG 0%, salvo approvazione Findomestic. MediaWorld. Voglio il mondo. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da 109 euro al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAG 287. Anticipo 1.800 euro. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal Centro Geofisico Prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Un vortice depressionario avanza dall'Iberia preceduto da correnti meridionali umide e miti che porteranno oggi nuvole e piogge in pianura e abbondante neve in montagna. Domani aria un po' più fredda accompagnerà il transito del minimo di pressione. Tempo quindi perturbato con bassa pressione sull'Europa occidentale anche per la prossima settimana. Le previsioni per oggi: giornata grigia, cielo coperto e piogge più intense sulla fascia pedemontana, visibilità ridotta per foschia, neve su Alpi e Prealpi inizialmente a 1000 metri, in serata a 1500. Le temperature massime per oggi in pianura tra 5 e 7 gradi. I venti in montagna forti da sud-ovest. Domani sabato cielo coperto con piogge in pianura in graduale attenuazione durante la giornata, neve su Alpi e Prealpi oltre i 1000 metri, nel pomeriggio anche a quote inferiori, in serata prime schiarite a partire dal Piemonte mentre le piogge continueranno sul Veneto. Per quanto riguarda domenica, di primo mattino residua nuvolosità su Valtellina e Bresciano con neve a quote collinari, via via ovunque asciutto e in parte soleggiato con ristagno di nebbie o nubi basse sulla pianura. Lunedì nuvoloso su Piemonte e Lombardia occidentale, ancora qualche schiarita all'est, un po' più freddo, probabilmente asciutto o pioviggini. Martedì molto nuvoloso, deboli piogge, nevischio a quote collinari. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata.
Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare ed alzare la testa. Abbiamo subito un'aggressione. Siamo in guerra. Il fatto che si svolga all'interno dei nostri confini significa che è un nuovo tipo di guerra, solo questo. Questi stronzi con le sciarpe in testa fanno quelle porcate al loro paese e poi ce le vengono a fare anche. La rabbia sta aumentando ogni giorno di più. Il Presidente oggi ha dichiarato: una delle nostre più importanti libertà è non essere schiavi della paura. Di noi perché immigrati, noi conosce la legge. Violate la legge. Con quale accusa preferite essere arrestati? Droga, rapimento, prostituzione? Scegliete pure. Venite in questo paese, vi approfittate del sistema e poiché siamo tolleranti pensate che siamo deboli e indifesi. La vostra arroganza mi offende. La cosa certa è che qui bisogna reagire. Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione quando avrò finito con voi. A cucire le scarpe, 23 ore sotto chiave. Sono onnipotente in questo posto. Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io comando qui. Voi ci vivete e basta. Sto per distruggere questo quartiere. King Kong non è un cazzo in confronto a me. Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Questa generazione deve capire la differenza tra eroe negativo ed eroe positivo. Combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Prima che questa battaglia sia finita, il mondo saprà che pochi tennero testa a molti. Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare e alzare la testa. Torniamo ai quotidiani, torniamo alla stampa di Torino rapidamente con Hollande che ha detto gli islamici sono state le vittime, sono le vittime dei fanatici. Non risulta che il direttore di Charlie Hebdo fosse islamico e neanche gli altri. Casomai erano ebrei, però è un dettaglio. Pagina 23 invece abbiamo Peppa Pig che va all'indice, attenzione perché noi sembra, chi 20 anni fa avrebbe pensato che avremmo discusso dopo 20 anni di queste cose qua, mettere all'indice non solo Peppa Pig, chiedo scusa, cioè la maialina del cartone animato, ma anche la parola maiale e tutte le parole che derivano dal maiale, cioè la salsiccia, il prosciutto, eccetera, eccetera. Nel nuovo clima di intolleranza, scrive Francesca Paci, pagina 23, la cultura, si chiama cultura, pagina della cultura della stampa. Nel nuovo clima di intolleranza anche la popolare maialina del cartone animato è a rischio, ma dai paesi islamici all'Occidente si allunga la lista dei libri proibiti. È pericoloso anche Mark Twain. Peppa Pig, scrive Francesca Paci sulla stampa, tira un sospiro di sollievo. Il giorno dopo la notizia del potenziale cortocircuito tra il politicamente corretto e la maialina del cartone animato, la Oxford University Press precisa di non aver rimosso alcun titolo riferito ai suini, ma che essendo un editore presente in 200 paesi incoraggia alcuni autori di materiale didattico a considerare con rispetto sensibilità e differenze culturali. Le cose stanno un po' in maniera diversa, come abbiamo letto prima, perché anche le parole derivate dal maiale vanno bandite. Come conciliare Voltaire, società meticce e sicurezza? La domanda che la cronaca impone all'Europa non fa sconti. Mentre nei paesi islamici, dalla Turchia al Marocco, fioccano censure sulle nuove vignette di Charlie Hebdo, l'avanzato mondo anglosassone discute di libertà d'espressione. In Gran Bretagna sono ancora formalmente banditi Lord Horror di David Britton e il manuale anarchico di William Powell. E il ministro dell'educazione greco mette al bando un testo di storia reo di definire trasporto il furto dei marmi del Partenone da parte di Lord Elgin. E fin qui però ci siamo, a dire il vero. A leggere i dati dell'ultima Banned Books Week, organizzata ogni anno dall'American Library Association, l'indice dei libri proibiti è tutto fuorché un ricordo del passato, non solo in Cina, Iran o Arabia Saudita. Dall'82
oltre 11.300 volumi sono stati portati in tribunale negli States, dove il divieto legale di censurare i libri si confronta con le 1.000 autonomie locali, 307 nel 2013. L'elenco comprende Harry Potter, che è bandito negli Emirati Arabi, ma che per il suo presunto satanismo ha scatenato anche gli evangelici americani. Poi c'è Persepolis di Marianne Satrapi, che oltre al visto di espulsione dall'Iran vanta quello richiesto dalle scuole dell'Oregon per il linguaggio duro e le torture. C'è Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, inviso ovviamente all'Afghanistan, ma denunciato anche dai genitori del Wisconsin per violenza. Ci sono 50 sfumature di grigio per i contenuti pornografici, Diario sincero di un indiano part-time troppo osceno per l'Idaho, negli Stati Uniti, The Hunger Games e alcuni titoli della Nobel Toni Morrison contestati in Colorado per riferimenti a incesto, stupro e pedofilia. Negli Stati Uniti, che tollerano Mein Kampf in nome di una libertà più forte dei tabù, si moltiplicano i tabù etnici, culturali e religiosi, scrive La Stampa, che lasciamo per andare a Libero. Libero apre la sua prima pagina con Greta e Vanessa libere, ci sono costate 12 milioni. Il commento di Matteo Salvini: se abbiamo pagato è uno schifo. Forza Italia chiede al governo di spiegare più moderatamente. Il commento è di Maurizio Belpietro, il direttore: così finanziamo chi domani verrà a ucciderci. Contenti che le 2 ragazze italiane siano state liberate, un po' meno contenti dei 12 milioni che il governo italiano avrebbe pagato ai sequestratori. E questa è la cifra che, secondo fonti vicine alla banda che le aveva in consegna, sarebbe stata versata. Nonostante la cifra non trovi conferma presso alcuna autorità, le liberazioni non sono mai gratis, dalla sgrena in poi è provato, scrive Belpietro, è assai probabile che l'ammontare del riscatto sia quello indicato. Abbiamo regalato all'ISIS 12.000 Kalashnikov nuovi. Più o meno, i calcoli più o meno variano, da 1.000 a 2.000 costa un Kalashnikov. Con la cifra versata dal nostro governo, i terroristi possono finanziare altre 2.000 cellule jihadiste uguali a quelle di Charlie Hebdo, fa notare Maurizio Belpietro. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, l'altro articolo del direttore è dedicato a Napolitano l'intoccabile, i corazzieri della sera sparano su chi lo critica, Napolitano è santo a prescindere, costretto a intervenire, ha scritto il Corriere della Sera, per la pochezza della politica. Ma anche i risultati del santo Napolitano sono scarsi, dice il direttore di Libero. Sempre dalla prima pagina di Libero, Nino Sunseri sulla Svizzera che molla l'euro, ha capito che la moneta unica andrà a fondo, terremoto valutario. Poi c'è l'intervista di Francesco Borgonovo alla studiosa che coniò, che inventò il termine Eurabia, Bat Yeor. Si parte da Sottomissione, il romanzo di Michel Houellebecq, uscito ieri in Italia. In questo romanzo l'ex funzionario dei servizi segreti francesi, Alain Tanner, uno dei personaggi, discute di Mohammed Ben Abbès, il sedicente leader moderato del partito musulmano che prende il potere in Francia. Tanner, come molti, ne parla con una certa benevolenza e a un certo punto dice: per certi versi la vecchia Bat Yeor non ha torto con il suo fantasma del complotto Eurabia, ma sbaglia di grosso quando immagina che il complesso euro-mediterraneo si troverà rispetto alle monarchie del Golfo in posizione di inferiorità, perché in realtà diventerà una delle prime potenze economiche mondiali e sarà in grado di trattare da pari a pari con i petromonarchi del Golfo. Bat Yeor è un'intellettuale britannica di origine egiziana, autrice di vari saggi, scrive Borgonovo, di cui il più famoso è certamente Eurabia, edito in Italia dall'editore Lindau e pubblicato anche in allegato a Libero qualche anno fa. Libri molto documentati, analitici, potenti, che hanno ispirato profondamente anche Oriana Fallaci. Bat Yeor, il libro del momento Sottomissione di Houellebecq, parla anche di lei, inizia così l'intervista che compare oggi su Libero alla studiosa Bat Yeor che coniò, che inventò il termine Eurabia. Anzi, il libro sembra mettere in scena quello che lei ha previsto. Non ho letto il libro, dice Bat Yeor. Ho saputo dai giornali che un personaggio del libro dice che non mi sbagliavo del tutto. Houellebecq è finito sotto protezione. Purtroppo non è l'unico, oltre a lui ci sono molte persone in pericolo, minacciate dal terrorismo jihadista. Questo perché la Francia per tanti anni ha sottovalutato la minaccia. Perché l'ha sottovalutata?
Perché questa è la politica di Eurabia, risponde Batier, una strategia che mira a unificare l'Europa col mondo arabo. Per portare avanti questa politica, l'Europa ha creato un Islam ideale, tutto amore e tolleranza, ma non ha visto le minacce del jihadismo. Ha creato una falsa immagine del mondo musulmano. Ora in Siria e Iraq c'è un califfato e stiamo assistendo all'onda del jihad montante, di fronte a cui l'Europa non sa cosa rispondere. I governi europei sono stretti da due forze. Da una parte, dice la studiosa, c'è il jihad che viene da fuori ma anche da dentro, come abbiamo visto negli attentati francesi. Dall'altra parte le popolazioni europee che non accettano più l'immigrazione di massa e il multiculturalismo. Sono nate forze antagoniste e per i governi è un problema che si aggiunge alla crisi economica. Cosa è cambiato da quando ha pubblicato Eurabia nel 2006? Quando è uscito, dice Batier al Libero, sono stata attaccata, boicottata, diffamata. Non è stato fatto nulla da parte dei governi, però ci sono state personalità come Oriana Fallaci e altri che hanno lottato contro la strategia di islamizzazione. Una sveglia che è suonata anche per l'opinione pubblica, che ha visto e vede la realtà delle politiche dell'Unione Europea, anche se non vedo come l'Europa possa cambiare direzione. Ci sono tante, troppe reti che legano l'Europa al mondo arabo e la indeboliscono. Ci sono anche tantissimi musulmani in Europa, anche se non tutti sono ovviamente jihadisti. Welbeck, in sottomissione, parla anche del vuoto di valori, ma non solo, dell'Occidente, che poi è il motivo per cui il Partito Islamico ha gioco facile a imporsi. Sicuramente, osserva Batier, è il processo che si è sviluppato nell'Unione Europea, che ha voluto distruggere l'identità, i valori anche nazionali degli Stati. Questo per creare e facilitare l'unione col mondo musulmano. È stato fatto nelle scuole, dai giornalisti, dagli scrittori. Un lavoro di distruzione dello spirito dell'Europa. Per questo motivo siamo deboli e lasciamo spazio ai musulmani, che hanno forte personalità e forti radici. E le hanno perché sono educati per essere così. Di fronte a loro c'è una popolazione molto debole a livello di identità. Cosa si può fare secondo lei, chiede Borgonovo, per rispondere a questi attacchi culturali e terroristici? Non sono una politica, risponde Batier, però penso che prima di tutto i popoli dovrebbero mostrare ai loro governi che non vogliono più continuare in questa direzione, ribadire che vogliono i propri valori e la propria identità, e poi si deve fermare l'immigrazione costante, anche delle persone che vengono da paesi come Siria e Iraq. Ci sono 56 stati musulmani dove i profughi possono andare e dove sicuramente si sentirebbero meglio, perché sarebbero in paesi che hanno la loro stessa cultura. E poi, perché in Europa non c'è lavoro, c'è crisi. Farli venire qui non è una soluzione né per loro né per noi. Questo è un enorme problema e dobbiamo sforzarci di trovare una soluzione per fermare l'immigrazione. Dobbiamo valutare bene quali persone far entrare, a chi concedere asilo e poi dobbiamo rispondere con fermezza alle minacce che vengono dall'interno, da persone che vivono fra noi. Dobbiamo espellere chi potrebbe diventare un terrorista e metterci in pericolo. A questo proposito, sul che fare, c'è un titolo in prima pagina sul Foglio. Sono gli israeliani che dicono agli europei: ora fate come noi. Non è una mala idea, Ora fate come noi. Non è una bruttissima idea. Sempre poi dal primo piano di Libero, lasciata la prima pagina, perfino Massimo Introvigne, direttore cattolico del Centro Studi sulle Nuove Religioni, è stato anche rappresentante all'Ocse e via dicendo, dice che il rischio, dopo le parole del Papa, è che ora gli islamici strumentalizzino le sue parole. Qui, diciamo, in sostanza Introvigne dice quello che Vincino disegna. Il dialogo interreligioso che fa progressi, il Papa che dice io gli do uno sganassone e lo stordisco, l'imam col coltello che aggiunge e io gli taglio la testa dopo. Sempre poi da Libero, rimanendo al primo piano, facciamoci male, lo Stato islamico punta dritto all'Italia e la Pinotti taglia i militari. In rete nuove minacce all'Italia, ma per effetto del decreto 1000 proroghe, le pattuglie ridotte di 1200 unità. A Venezia e Genova le pattuglie militari saranno tolte del tutto dalle strade. Il sito Wikileaks ha diffuso immagini di gruppi vicini al califfato che mettono nel mirino Roma. Il Corano domani a Roma come a Parigi, è lo slogan.
C'è poi l'allarme delle forze dell'ordine, il sindacato autonomo di polizia, il SAP. La polizia è impreparata agli attentati, servono 500 milioni per insegnare agli agenti a rispondere ad attacchi terroristici. Le forze dell'ordine italiane non sono sufficientemente preparate per far fronte ad eventi terroristici. I reparti speciali di polizia e carabinieri, NOX e GIS, restano eccellenze, ma il loro numero è esiguo. Poco meno di 500 uomini in totale, alle dipendenze dei quartier generali di Roma e Livorno. E poi le teste di cuoio intervengono solo dopo, ad attacco avvenuto. Da qui la necessità di rivedere completamente l'addestramento degli operatori su strada, servizio volanti e reparti prevenzione crimine, ai quali spetterebbe rispondere nell'immediato alla minaccia terrorista. Ma con l'attuale preparazione professionale, dice Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia SAP, in ciascuna città italiana succederebbe esattamente quello che è accaduto a Parigi. Il nostro personale su strada non è addestrato a fronteggiare un attacco da guerriglia urbana. Da qui la richiesta al governo di stanziare per fronteggiare l'emergenza terrorismo 500 milioni per la preparazione professionale del poliziotto medio impiegato su strada, l'assunzione di 2.500 volontari in ferma breve dichiarati idonei ma mai transitati dall'esercito alla polizia per il blocco del turnover, la rimozione del blocco del turnover stesso per aumentare il personale delle forze dell'ordine di 40.000 unità. Ma è sugli strumenti per far fronte a un attacco simile a quello di Parigi che si concentrano le attenzioni del SAP. Il sindacato ha commissionato all'ufficio studi e agli iscritti che svolgono la funzione di istruttore nei reparti della polizia italiana il compito di valutare la preparazione del personale delle forze dell'ordine in caso di offensiva terroristica. Le conclusioni sono allarmanti. Si certifica l'inadeguatezza nel saper affrontare in ambiente urbano e densamente popolato i terroristi. NOX e GIS non bastano e in ogni caso, ribadisce Tonelli, interverrebbero solo dopo, come dimostra quanto accaduto dopo l'assalto alla redazione del settimanale Charlie Hebdo, quando i terroristi in fuga si sono imbattuti in una pattuglia della polizia. Occorre un cambiamento epocale, dice Tonelli, dal punto di vista della preparazione professionale degli operatori su strada. Attualmente manca la capacità di fronteggiare eventi come quello di Parigi. Un conto è una rapina, altro la guerriglia, dice Tonelli. Secondo il rapporto del SAP, urge una rivoluzione sul fronte dell'addestramento professionale. Dal corso di guida, che dovrebbe consentire a chi guida una Pantera di effettuare un rapido testacoda per sottrarsi al fuoco di un mitragliatore e rispondere alla minaccia, al ripristino dei corsi formazione contro la minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica, eliminati totalmente dai programmi di formazione del personale. Poi c'è il fronte delle armi in dotazione. Bisogna dotare le volanti di armi lunghe, ma soprattutto per il SAP mancano direttive e disposizioni da adottare in caso di interventi in presenza di ordigni esplosivi. Nel 2015, dice Tonelli, non basta dire che è sufficiente isolare la zona e chiamare gli artificieri, per non parlare della preparazione fisica e dell'approccio psicologico in caso di attacco improvviso su larga scala. Più tempo è trascorso per rendere inoffensivi i terroristi, più morti si sono contati alla fine. Il SAP chiede infine al governo di organizzare un corso antiterrorismo della durata di almeno 5 settimane per ottenere un'abilitazione specialistica e meglio operare nel quotidiano servizio di pattugliamento del territorio. Bisogna abbandonare la linea del risparmio indiscriminato a tutti i costi sulla sicurezza, conclude il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia. Con questo segnaliamo ancora da Libero l'articolo di Maurizio Stefanini sul jihad in Belgio, ma anche un'iniziativa contestata, il calendario di Sant'Antonio islamizzato. I frati della Basilica di Padova hanno inserito le festività di tutte le religioni accanto a quelle cristiane, scrive Libero. E sempre da Libero, andando invece alla questione del Presidente della Repubblica, l'ultima beffa di Re Giorgio: taglia la Corte al suo successore, Napolitano riduce le spese per personale, arredi e trasferte dello staff del Quirinale. Peccato che nei 9 anni del suo doppio mandato i costi, scrive Franco Bechis, siano aumentati. Nel frattempo Renzi non tira più, è andato dalla Bignardi sulla 7, flop televisivo. Un anno fa alle invasioni barbariche aveva fatto il 5,6% di share, nello scorso aprile il 6,5%, l'altra sera è precipitato al 3,8%.
Ma c'è anche un'altra questione che Libero affronta: la banca che ha coperto i buchi del maggio fiorentino di Renzi. A parlare è il presidente della finanziaria Fidi Toscana, Silvano Simone Bettini, a capo degli industriali fiorentini. Il prestito a suo padre, poca roba. Cari Firenze condonò 8 milioni alla fondazione guidata da Matteo Renzi, dice il presidente di Fidi Firenze. Mentre lasciamo Libero con un'ultima segnalazione dalla pagina di cronaca: la mafia nel piatto, la malavita ha 5.000 ristoranti e incassa 4 milioni al giorno, e il falso Made in Italy alimentare rende 60 miliardi. Ma vediamo il Fatto Quotidiano, che mette nel suo primo piano la vicenda del comico francese. Basta guardargli però lo sguardo, che c'ha molto poco di comico, questo qui, Dieudonné, il quale rilancia e parla alla Francia che non è Charlie. Ancora una vignetta del comico antisemita, antiebraico, destinata a far discutere. Nelle scuole si diffonde il rifiuto verso il motto simbolo di queste giornate, Je suis Charlie. Nel disegno l'attore è ritratto appeso a un albero, mentre in un banchetto immaginario Hollande addenta una coscia di tacchino e lui fa la parte della vittima. Al banchetto della libertà d'espressione, rappresentato da un mega tacchino di cui Hollande assaggia una coscia, Dieudonné non è invitato. Resta appeso a un ramo, legato come un salame, in stato di fermo. È la vignetta che il comico francese ha postato ieri sul proprio profilo Facebook. Il messaggio è semplice e complicato insieme. Vedete, sono loro a contraddire i propri stessi principi e io sono soltanto una vittima. A giudicare dai 400 commenti apparsi sotto il disegno, questa versione è apprezzata dai suoi seguaci, scrive Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano dal quale segnaliamo anche pagina 10 con l'articolo di Fabrizio D'Esposito sul Presidente della Repubblica prossimo. È nato il comitato Giuliano Amato, Napolitano è già al lavoro per favorire la ascesa al Quirinale del signor Giuliano Amato. L'ex presidente va nel suo studio, Bersaniani e D'Alemiani sono pronti a chiudere su Giuliano Amato o su Paola Severino, prossima Presidente della Repubblica. A pagina 13 invece l'articolo di Ferruccio Sansa sulla Liguria. C'è l'ombra della mafia sul voto per le primarie del PD. Indagano 2 procure e la direzione distrettuale antimafia. Blitz della polizia nella sede democratica. A Genova Certosa 40 siciliani ai seggi e non sapevano neanche che elezioni erano. Ma la signora Paita, vincitrice, brinda, renziana burlandiana. Oggi si riunisce la commissione dei garanti del partito per decidere sulla regolarità della competizione. Sarà sicuramente decisa che è regolare. Mentre il signor deputato del PD, Franco Antonio Genovese, torna in cella, lo ha deciso la Cassazione, era ai domiciliari, è accusato di truffa, frode e riciclaggio, processo a Messina il 25 febbraio per il deputato PD. Ma ce n'è anche per la Coldiretti, una Coldiretti da Nababbi, al segretario 600.000 euro in più. Il punto di partenza è 1.815.000 euro, o forse punto d'arrivo per il segretario della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, che ha guadagnato 1.800.000 euro nei primi 9 mesi del 2014. Il dato è stato diffuso dal sito agricole.eu, che ha pubblicato le retribuzioni di Gesmundo per il 2013-2014. Già 2 anni fa il segretario generale Coldiretti ha raggiunto un reddito annuale pari a 1.191.000 euro, una cifra nettamente superiore a quella percepita da Obama, Renzi e Napolitano, che messi insieme raggiungono 733.000 euro. Una cifra che il signor Vincenzo Gesmundo, alzi la mano chi lo conosce, oltrepassa già nel 2010. Poi nel 2014 il salto di qualità. Mentre il premier Renzi cercava di limitare gli stipendi dei super manager pubblici, alla sede della Coldiretti la retribuzione del segretario generale aumentava di 600.000 euro rispetto a quella dell'anno precedente. Cose incredibili. Vincenzo Gesmundo è da 35 anni alla Coldiretti. Nel 2014 ha guadagnato 1.800.000 euro. Ma lui ha detto che il compenso contiene anche il TFR. Mentre a questo punto vale la pena leggere, lasciato il quotidiano, il Fatto Quotidiano, anche il commento, il cameo di Riccardo Ruggeri su questi giorni qui. La retromarcia e la fuga dell'auto bianca della polizia francese per lasciar passare l'auto nera dei terroristi
è l'apologo di questa Europa multiculturale. È in corso, scrive Ruggeri, uno scontro di civiltà fra l'Islam e l'Occidente. La rubrica Il Cameo è a pagina 5 di Italia Oggi. Quest'ultimo, l'Occidente è teso, frastornato, spesso terrorizzato. Come sembra lontano quel 1937, quando un capo berbero consegnò a uno svagato Benito Mussolini la spada dell'Islam e con essa il titolo di protettore dell'Islam. Il duce salì a cavallo, impugnò la spada, aveva l'elsa in oro massiccio tutta istoriata, la alzò in alto col braccio teso e a capo di 2600 cavalieri entrò a Tripoli. La spada dell'Islam fu messa in una teca e conservata nella Rocca delle Caminate. Purtroppo, nella confusione post-43, qualche birbante, fascista o comunista, non lo sapremo mai, ruppe la teca, la sottrasse e non fu mai più trovata. In questi giorni, scrive Riccardo Ruggeri, abbiamo assistito a una serie di fatti che in altri tempi avrebbero richiesto secoli per verificarsi o per imporsi. In Medio Oriente si è consolidato uno Stato non Stato, il Califfato Islamico. Ha particolarità incredibili. Primo, non è riconosciuto da nessuno ma temuto da tutti. Secondo, ha un esercito di 40.000 uomini, attrezzato con sole armi leggere, nessun aereo, nessun missile, neanche uno straccio di drone, figuriamoci l'atomica, eppure tiene in scacco 42 paesi per oltre 2 miliardi di abitanti. Terzo, ha un modello organizzativo avanzatissimo, avendo centralizzato le menti e decentrato i corpi. Quarto, i suoi adepti sono totalmente sottomessi alla gerarchia interna, ma hanno una delega assoluta sulle modalità strategico-operative per abbattere i nemici. Quinto, i valori religiosi per loro sono tutto, il denaro merda. Ci hanno così tolto l'unica identità che comprendiamo e che ci fa da mastice. Sesto, hanno chiarito una volta per tutte il ruolo della donna. La donna uscì dalla costola dell'uomo. Settimo, ha una situazione finanziaria florida. Bassa incidenza del welfare, non scuola, poca sanità, difficile arrivare alla pensione. Gli stati limitrofi gli pagano mostruose tangenti per la protezione, vendono il petrolio sottratto agli altri stati e potrei andare avanti. Le analisi colte di questi giorni cosa ci hanno insegnato, scrive Ruggeri? La sinistra e la destra hanno perso. Il multiculturalismo liberal, dove tutto si equivale, ha vinto. Noi liberali veri dobbiamo prendere atto della sconfitta. Confesso la mia miopia culturale. Quando nel 71 lessi le parole di Imagine di John Lennon, non gli diedi il peso che meritavano. Immagina che non ci siano nazioni, nessuna ragione per uccidere o morire, nessuna religione, un mondo senza avidità, fame e possesso. Letterariamente un testo mediocre ma suggestivo, di certo scritto sotto il benefico effetto dell'LSD, in un mondo allora schiavo del ricatto nucleare. Non avrei mai immaginato, scrive Ruggeri, che 45 anni dopo gli euroamericani, che per ragioni anagrafiche non hanno conosciuto né Hitler né Stalin, né le due ideologie criminali che costoro perseguivano, avessero assunto Imagine di John Lennon a politica e filosofia di vita. L'Occidente ha forse trovato la locuzione chiave per sopravvivere. Nessun ideale può giustificare il fatto di combattere. Cosa ci insegna Parigi, conclude Riccardo Ruggeri. Sussurravano quelli dell'establishment mentre marciavano compunti domenica sotto braccio a Parigi, i vignettisti di Charlie Hebdo in fondo se la sono cercata. Con la grande sfilata e i 5 milioni di copie della rivista acquistati alle edicole facendo anche la coda, i parigini hanno messo la loro coscienza nella posizione muto. Però 2 fotogrammi li inchioderanno per sempre e passeranno alla storia. L'esecuzione del poliziotto in terra a mani alzate da parte di 2 francesi, volgare chiamarli solo dopo franco-algerini, e la retromarcia e la fuga dell'auto bianca della polizia per lasciar passare l'auto nera dei fratelli Kouachi in fuga. Miglior rappresentazione dell'Europa liberal e multiculturale non poteva esserci. Ritroveremo un giorno la spada dell'Islam con l'elsa in oro massiccio? Ecco l'ultimo modello. Bello, eh? E le app, come le scarico? Qui c'è Spotify. E Glimpse? Ce l'ha Glimpse? Certo, anche l'attivazione vocale. Oh,
Finalmente, è proprio quello che volevo. La vuole coi cerchi in lega o senza? Usa la tua Fiesta come uno smartphone e sei sempre connesso alle tue app. Con Sync with Uplink puoi usare le tue app mentre guidi. Ford Fiesta 5 poste al prezzo della 3 porte a 9.950 euro. E in più anticipo 0, TAN 3,95, TAG 5,99. A gennaio sempre aperti, anche la domenica. In data odierna ha visto la luce l'avveniristico sistema dell'internet. Questi, fungendo come una titanica ragnatela tessuta da un marcantonico arachnide, congiungerà l'intero globo terracqueo, propagandando la cultura e l'affiatamento dei popoli. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza Tech con Seat Navien Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a 9.550 euro e tasso zero. TAG 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Tutta la scelta del mondo e adesso anche il tasso zero. Cosa vuoi di più? Passa da MediaWorld dal 15 al 28 gennaio e approfitta del tasso zero in 10 rate. Informazioni in negozio, messaggio pubblicitario, TAN e TAG 0%, salvo approvazione Findomestic. MediaWorld. Voglio il mondo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo brevemente al primo piano di Italia Oggi. Dopo l'articolo di Riccardo Ruggeri, a pagina 8 c'è quello di Raffaele Porrisini che ci riporta alle cose squisitissimamente italiane, italo-italiane. In Calabria si assumono solo amici. Da 40 anni in questa regione piena di assunti sono stati indetti solo 2 concorsi pubblici. Entrano con contratti a tempo e poi non vanno più via. Fermo restando che nella presente contingenza il modello calabrese andrebbe amplissimamente rivalutato sotto il profilo del welfare da una parte, che la disoccupazione è solo nei numeri formali dell'Istat, sotto il profilo della sicurezza soprattutto dall'altra, per cui, ripeto l'appello di questi giorni, cari amici indranghetisti all'ascolto, dateci una mano, venite un po' su al nord non solo a fare affari, quelli continuate a farli per carità, che pecunia non olet mai, ma soprattutto a dare un po' di protezione a questi sbandati del nord, a questi imbesuiti del nord che non sanno più cosa fare. Sempre poi dal quotidiano giallo, da Italia Oggi, il pezzo di Roberto Giardina da Berlino sulla Baviera, paladina dei sapori, la Baviera che difende il Wurst e anche i prodotti tipici italiani. La regione tedesca si è schierata contro il TTIP, il trattato di liberalizzazione degli scambi fra Stati Uniti ed Unione Europea, l'accordo commerciale che impone all'Unione Europea i diktat degli Stati Uniti. La Baviera, paladina dei sapori contro il TTIP, mentre per Renzi il TTIP va firmato assolutamente. È roba benefica. Per un paese che ha la varietà agroalimentare dell'Italia, pazzesco non difendersi. Lo fa la Baviera, non lo fa l'Italia, per difendere il Wurst. Pensa te. Mentre il Giornale mette in prima pagina il commento di Vittorio Sgarbi su Papa Bergoglio, che non è Charlie e difende la fede, quando dice che le religioni sono da rispettare. Questa è la tesi fondamentale di Vittorio Sgarbi. Il pontefice attacca il terrorismo islamico, ma difende la religione. Tra l'altro islamico non ha neanche nominato il Papa, non ha neanche detto la parola, non si può neanche pronunciare dalle parti del Vaticano. Non si può insultare la fede, ha detto il Papa. Ha ragione, scrive Sgarbi, nessuna satira, nessuna caricatura volgare, nessuna critica offensiva e denigratoria in nome della libertà di espressione può legittimamente insultare, mortificare e umiliare la sensibilità religiosa di chi ha una fede diversa dalla nostra, scrive Sgarbi, autentico liberale. A pagina 3 del Giornale c'è una notiziola invece che ci riporta sempre alle cose italo-italiane. Mattarella Junior, cioè il figlio di Mattarella Sergio, uno dei papabili alla presidenza della Repubblica, è consulente della ministra Madia. Ma pensate che strano, cose che in Italia non succedono mai. Il suo super stipendio da 125.000 euro all'anno. Allora Mattarella Junior è un enfant prodige, avrà tutta la capacità del mondo. Ma 125.000 euro all'anno per un Mattarella Junior qualunque, vi rendete conto di come è combinata l'Italia? 125.000 sono 10.000 euro puliti al mese per un Mattarella Junior. Il suo super stipendio, una mina sulla via del padre verso il Quirinale. Per quanto concerne il Mattarella Junior, cosa fa? Il consulente della Madia, pubblica amministrazione. Si chiama Bernardo Giorgio Mattarella, è un super esperto di diritto amministrativo, maturità classica 60/60, liceo dai padri gesuiti Gonzaga di Palermo, 110 e lode in giurisprudenza a Palermo,
Ha seguito le orme del padre in ambito universitario ma non politico, è ordinario amministrativista all'Università di Siena, condirettore del Master in Management Pubblica Amministrazione della LUISS di Roma e prima di entrare nello staff della Madia insegnava alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, un vero parcheggio dei super burocrati di Stato. Al Ministero della Pubblica Amministrazione e della Funzione Pubblica è entrato Giovincello a 25 anni nel 93. Il suo mentore, allora ministro, era Sabino Cassese, altro candidato al Quirinale. Lo volle nella commissione del rapporto sulle condizioni della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Mattarella Junior ora è consulente della Madia a 125.000 euro all'anno. Complimenti. Mentre, sempre dal giornale, l'aiutino dei giudici a Chiamparino, tolto l'ostacolo all'eventuale corsa al Quirinale come nel 2013, la Rimborsopoli rossa in Piemonte non è reato. Assolti assessori ed esponenti del PD, scrive il giornale, che lasciamo con un paio di segnalazioni. Pagato riscatto da 12 milioni per Greta e Vanessa. Quante armi compreranno? Si domanda Riccardo Pellicetti. Giallo sui soldi. Un tweet dei rapitori fa scoppiare la polemica. Dal 2004 a oggi abbiamo già versato 61 milioni ai terroristi. Mentre Lady Jihad, racconta Fausto Biloslavo da Scansano, Grosseto, chiedo scusa, Lady Jihad, cioè l'italiana convertita, ha preso il nome di Fatima e compagnia bella, era già nota alla polizia, ma non si poteva fermare. Al Viminale arrivò da Grosseto un rapporto su lei e il marito albanese, però sono fuggiti senza problemi, non si parlava ancora di ritiro preventivo del passaporto. Nel frattempo nota ancora Gianni Calessin su Il Giornale, Hamas e i turchi sono uniti contro la satira. Vignetta ostile del giornale degli integralisti palestinesi e in Anatolia spunta un cartellone, filo terrorista. Finta solidarietà, scrive Michele Sin. Ora gli alleati dei fratelli musulmani lodano gli assassini. Erdogan, il presidente turco, tace, ha evitato di condannare i killer del 7 gennaio. E infine, sempre dal giornale, la nostra paura farà vincere gli islamisti. Anche il quotidiano danese Jyllands-Posten, che rise di Maometto, oggi si autocensura per le minacce. Il vignettista Kurt Westergaard, che l'ha scampata 2 volte, l'ultima sono andati con l'ascia per farlo fuori, sotto scorta dice: l'Islam ci ha messo a tacere già da tempo, non è una cosa nuova. Lasciamo con ciò il giornale e torniamo al primo piano del Foglio con l'articolo d'apertura firmato da Paola Peduzzi. Ieri in Belgio più raid antiterrorismo della polizia a Bruxelles, a Verviers e a Vilvoorde. Il contingente di jihadisti partiti dal Belgio e impegnati da anni nel jihad in Siria è uno dei più grandi. Le armi usate negli attentati di Parigi venivano da Bruxelles, non a caso la capitale di Eurabia, no? Ieri questi 2 dati si sono incrociati, come se fosse finita una tregua non dichiarata fra jihadisti e stati europei. Il blitz più importante è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Verviers, nei pressi di Liegi. Almeno 2 persone uccise nello scontro a fuoco, secondo i testimoni anche esplosioni. Le operazioni di ieri sono cominciate per bloccare attacchi imminenti grazie a informazioni date da un trafficante d'armi che ieri si è costituito a Charleroi e che aveva venduto i 2 fucili d'assalto, la mitraglietta Scorpion e la pistola Tokarev, al francese Amédi Koulibaly, incontrato a Bruxelles. Lui ha poi passato i 2 fucili Kalashnikov ai fratelli Kouachi, che li hanno usati durante il massacro nella redazione del giornale Charlie Hebdo, scrive Paola Peduzzi. La tesi dei 2 custodi della Special Relationship è dettata da una forza economica che soltanto loro oggi possono vantare. Stati Uniti e Regno Unito sono i 2 paesi che meglio hanno reagito alla crisi degli ultimi anni. No, chiedo scusa, qui mi ha sbagliato loro, ha sbagliato il Foglio a indicare la prosecuzione della pagina. Il resto delle armi, ecco questo è l'articolo giusto, è servito a Koulibaly per l'attacco al supermercato kosher di Port-de-Vincennes. A quanto risulta, per ora, i 3 uccisi sono tornati dalla Siria, potrebbero aver fatto parte dello Stato islamico. Un uomo armato, che ha gridato slogan religiosi in arabo e francese, è stato poi visto nella stazione metropolitana di Ribancourt a Bruxelles, dove è cominciata un'altra operazione.
I volontari con passaporto belga andati in Siria e Iraq sono centinaia e all'inizio, nel 2012, si sono divisi in un paio di grandi filiere. Una, quella dei più estremisti, era legata a Jabhat al-Nusra e a un gruppo più piccolo, Mais Surah ul-Mujahideen, che erano entrambi in contatto con il capo dello Stato islamico al-Baghdadi. Quando nell'aprile 2013 Baghdadi annuncia la creazione dello Stato islamico, il Mais Shura si è fatto assorbire completamente dentro il nuovo gruppo, belgi inclusi. Grazie anche al contingente belga, al-Baghdadi ha avuto fin dall'inizio un gruppo d'appoggio, molto ben armato e ideologizzato, per reclamare territorio in Siria. Il sito Al-Monitor ha intervistato 4 esperti di sicurezza israeliani, provenienti dal mondo dell'intelligence, che affermano che l'Europa dovrà aderire in fretta al modello di sicurezza israeliano. Il succo dei loro commenti è: anche voi in Europa avete capito o capirete presto che questa coabitazione con cellule estremiste clandestine che possono colpire da un momento all'altro non è possibile. Da voi, dicono gli israeliani, ci sono 28 stati diversi, 28 polizie che si parlano poco. È possibile partire dal Portogallo e arrivare in Lituania senza un controllo. Dovrete presto, invece, prendere in considerazione l'idea di cominciare intercettazioni preventive di massa e anche quella di creare una rete di informatori all'interno delle comunità islamiche per tener d'occhio le frange terroriste. Dovete avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome. Non potete andare a cercare i terroristi tra i calvinisti della Svizzera, dice l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Yaakov Amidror. Nel mondo regolato dal codice penale, se qualcuno ascolta una banda di rapinatori progettare un assalto a una banca, non può far nulla, eccetto continuare con la sorveglianza. Nei casi di terrorismo, invece, quando così tante vite umane sono a rischio, non c'è altra scelta che un'azione preventiva, fino ad arrivare alle detenzioni amministrative, ma anche all'eliminazione dei soggetti, perché la licenza di uccidere non è una questione secondaria quando si ha a che fare con una prevenzione. Dal Foglio di oggi poi c'è da segnalare anche l'inserto, la pagina 1, con l'articolo di Nicoletta Tiliakos, Il mal francese, con una bella donna velata completamente davanti alla Tour Eiffel, la patria della libertà alle prese con la sottomissione, il disastro delle politiche di integrazione multiculturale, i cattivi umori di un popolo pieno di non Charlie. Il malato d'Europa affetto da grandeur velleitaria che copre crisi economica e divisioni crescenti tra jihadismo e lepenismo. Il caso di Eric Zemmour, lo scrittore, il polemista che denuncia una realtà, viene dannato, viene licenziato, viene minacciato, ma vende centinaia di migliaia di copie. La disidentificazione, l'ospite rifiuta di essere accettato, il paese sprofonda nell'indifferenziato, l'impietosa analisi di Alain Finkielkraut. Romano non ama parlare male della Francia, ne vede le debolezze nel contesto occidentale, ma è un declino lento e a suo modo nobile. Dopo la grande marcia contro il terrorismo, dopo la Marsigliese cantata in piedi da tutti i deputati dell'Assemblea nazionale, dopo le dichiarazioni solenni del premier Valls, dopo la corsa alle edicole per comprare Charlie Hebdo, la Francia, scrive Nicoletta Tiliakos nella pagina 1 dell'inserto del Foglio, la Francia si sveglia ogni giorno un po' meno Charlie di quanto tutti quei segnali non autorizzerebbero a credere. Le docce fredde arrivano soprattutto dalle scuole, sì, proprio le scuole, oggetto delle solerti attenzioni egalitariste degli ultimi ministri dell'Education nationale. Le scuole dove centinaia sono i casi di dissenso e di disturbo, spesso diventati incidenti in occasione del minuto di silenzio per le vittime degli attentati parigini del 7-8 gennaio. Per 37 episodi, stima molto provvisoria, si parla di apologia di terrorismo, lo stesso reato che ha portato al fermo del comico antiebraico Dieudonné, e in un'altra ventina di casi di semplici minacce verbali di azioni terroristiche. Non tutti in Francia, dunque, sono Charlie. Soprattutto non lo sono molti giovani e giovanissimi musulmani, immigrati di terza generazione e cittadini francesi come i fratelli Kouachi e Amédi Koulibaly. Ma cos'è oggi la Francia? Scrive e si domanda Nicoletta Tiliakos. È davvero il malato d'Europa, come da qualche anno si va argomentando dentro e fuori il paese? È davvero divenuta un guscio di grandeur velleitaria
che copre sempre più precariamente le fragilità economiche crescenti, le divisioni profondissime nella società, l'incapacità di tenere insieme tradizione e futuro, banlieue incubatrici di islamismo jihadista e Front National che minaccia di uscire dall'euro? Com'è successo che il paese dei diritti dell'uomo si sia svegliato un giorno nella prima nazione europea dalla quale gli ebrei emigrano verso Israele? Perché nella patria dei lumi ha trovato spazio ed è diventata cupissima realtà quella tentazione antisemita di cui parlava il sociologo Michel Vievorka dopo un'inchiesta condotta inizio anni 2000 nelle prigioni, nelle università, nelle scuole di Roubaix, di Sarcelles e di Marsiglia? Inizia così il bello pezzo interessante di Nicoletta Tiliakos sulla Francia. Un obolo indigeribile, invece il titolo del commento in prima pagina sul quotidiano nazionale Giorno, Nazione e Resto del Carlino, firmato da Gabriele Canet, il direttore. L'obolo indigeribile è il riscatto, libere per 20 milioni, titola il quotidiano nazionale in prima pagina a proposito delle due Greta e Vanessa ostaggio in Siria. Ma c'è anche notizia dell'ex imam di Arezzo che ha offerto ai fratelli Kouachi un covo a Bruxelles. Pericoloso e inquietante questo ex imam di Arezzo, secondo l'intelligence europea. E questa è un'altra notizia che dà il quotidiano nazionale, il Resto del Carlino per la verità. Mentre il secolo XIX di Genova si occupa della capitale d'Europa o d'Eurabia, per essere più precisi, Bruxelles. A Bruxelles Mohamed è il nome più diffuso, vita blindata nella capitale d'Europa. Controlli rafforzati alla Commissione europea e terroristi in fuga nelle vie della città. Poi c'è la questione locale, trattata ovviamente dal quotidiano genovese, una notizia di cronaca locale che però ci riporta sempre alla solita cosa. Allah è grande, Allahu Akbar. Un hacker blocca il sito comunale di Torriglia, indaga la Digos, episodi molto simili in altri spazi web degli enti locali del nord Italia. Escluso il gesto goliardico, nel mirino per la vulnerabilità informatica. E questo è un altro aspetto da non sottovalutare, perché anche l'energia elettrica, il gas, eccetera, le infrastrutture base viaggiano ormai attraverso congegni digitali, attraverso naturalmente internet e la rete. Sono strutture di rete e l'attacco informatico può paralizzarle. La diplomazia paga è il titolo del quotidiano comunista Il Manifesto. Giuliana Sgrena, a sua volta liberata a spese del contribuente, va pur detto, è autrice dell'articolo di fondo. Perché siamo felici? Vanessa Marzullo e Greta Ramelli libere, presto in Italia, mentre scriviamo dovrebbero essere in Turchia. La notizia della liberazione già diffusa dall'opposizione siriana, compreso il fronte al-Nusra. Alle prime indiscrezioni l'esultanza è frenata dalla consapevolezza della delicatezza dei momenti che precedono la liberazione, ma sono comunque già rientrate in Italia, il pezzo è stato scritto prima. La liberazione di Greta e Vanessa, scrive Giuliana Sgrena, rappresenta quasi un riscatto, giusto appunto, per chi non vuole rassegnarsi alla barbarie e all'orrore. Le due giovani erano state rapite il 31 luglio, eccetera, eccetera. Noi siamo felici, scrive Sgrena, perché abbiamo trepidato ogni giorno pensando all'orrore di una prigionia nelle mani di gruppi jihadisti che ti potrebbero uccidere da un momento all'altro. La generosità e l'altruismo che le aveva portate dentro l'inferno siriano per un'azione umanitaria sono un segno di distinzione dentro un mondo sempre più indifferente alle tragedie che travolgono paesi tanto vicini al nostro. Perfino la loro ingenuità, criticata da molti, oggi ci appare sotto un'altra luce, perché sappiamo che non è costata loro la vita. Comunque, è da suggerire ai prossimi che vogliono andare a fare aiuti umanitari in Siria, in Iraq, presso lo Stato islamico, compagnia bella, dall'Italia, ritagliatevi l'articolo di oggi di Giuliana Sgrena, andate a un'agenzia assicurativa e dite: sulla base di queste argomentazioni mi fate una bella assicurazione in modo che io non gravi sulle casse dei miei concittadini? Mi fate un'assicurazione sulla vita, perché ho intenzione di andare in Siria a fare aiuti umanitari e compagnia bella. Cara assicurazione, io ti do l'articolo della Sgrena come garanzia delle mie motivazioni e argomentazioni. Sulla base di questo ragionamento, tu mi fai una bella assicurazione per andare laggiù? Vediamo qual è la risposta. Perché quella dello Stato invece, cioè nessuno, che in pratica tutti noi, è automatica, non c'è neanche bisogno di fare il contratto assicurativo. Pagano.
Andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di ispirazione cattolica, cioè dei vescovi Avvenire, in prima pagina l'editoriale che affianca il titolo è Libertà e rispetto. Non si può offendere la fede degli altri, una conferenza stampa del Papa durante il volo verso Manila. Aberrante uccidere in nome di Dio. Ogni religione ha dignità e non va schernita, però tra parentesi. Allora uno dice Dio è unico, è uno solo, no? Ha detto anche il Papa. Ma se Dio è unico, in quante forme si manifesta a sto mondo? Mettetevi d'accordo, perché altrimenti l'affermazione diventa quasi ridicola. O Dio è uno, o ce ne sono tanti, e se ce ne sono tanti non ce n'è nessuno, evidentemente. Non tutti uguali, rispettiamoci, parliamoci, eccetera. Se te sei portatore di una visione così radicale, come in fondo è una religione, c'è un Dio, ce n'è uno, no? Ce n'è uno. È fatto così, punto. Non è che ce ne sono tanti e tutti si equivalgono, perché quegli dei lì, Allah, non è che dice le stesse cose di Gesù Cristo o di Yahweh, dice cose diverse, o no? O ce n'è uno, o ce ne sono tanti e quindi non ce n'è nessuno. O sbaglio? Troppo volteriano. No, non va bene. Il principio della risposta è il titolo dell'editoriale su Avvenire, firmato da Marina Corradi. Ciò che Francesco ci sta ricordando. Sentiamo un po'. Sul volo verso Manila, della domanda di un giornalista francese sulla libertà di espressione, il Papa si rallegra. Sì, dice, parliamo chiaro, andiamo a Parigi, perché il punto è quello. Come ha fatto giustamente notare Giuliano Ferrara, non è un inciso e non è una gaffa, è Francesco, cioè è il Papa. E poi ha ripetuto il Papa, è normale la reazione, cioè se tu li offendi è normale che reagiscano. Però uno che sa cos'è il Corano e sa cosa prevede il Corano può dire che è normale, perché normale vuol dire eliminare fisicamente, come hanno fatto a Charlie Hebdo. È normale, non è il pugno dietro al quale si nasconde il Papa, non è il pugno, è il coltello, è il Kalashnikov, è la eliminazione fisica, non il pugno che gli dai a quello che parla male della tua mamma. Il pugno non c'entra nulla, perché dire che è normale, come ha sottolineato il Papa, reagire, significa dire che è normale andare dentro Charlie Hebdo e fare una strage. Punto e basta. Andiamo a Parigi, ha detto il Papa, infatti, non è che stava parlando in astratto, lo ha detto lui, parliamo chiaro, andiamo a Parigi. È normale, ha detto il Papa, ma vi sembra una roba tanto difficile da capire? È normale, andiamo a Parigi, parliamo chiaro, ha detto il Papa, e allora noi lo prendiamo sul serio, perché qua a non prenderlo sul serio per primi sono i cattolici, i cosiddetti tali, ma il loro capo dei cattolici ha detto chiaro, ha detto chiarissimamente, parliamo chiaro, andiamo a Parigi, è normale, più chiaro di così non può essere, neanche l'imam di Al-Azhar è stato così chiaro. La vignetta di oggi di Vincino riassume il tutto, secondo me è inutile menare il torrone e complicarsi la vita. Le cose sono chiare, parliamo chiaro, andiamo a Parigi, è normale, più chiaro di così. Chiaro ha parlato davvero, scrive Marina Corradi su Avvenire in prima pagina. Scusate, mi sono scaldato, ma è ovvio, cioè davanti alla mistificazione a un certo punto bisogna anche porre un limite. Quando uno dice andiamo a Parigi, parliamo chiaro, lo si prende sul serio, giusto o no? Come direbbe Ferrara, giustamente, è Francesco, non è una gaffa. Chiaro ha parlato davvero, scrive la editorialista. Chissà se nel prossimo regime euro-arabico sarà possibile per una donna fare la editorialista. Ma questa è una domanda che lascia il tempo che trova. E chiaro ha parlato davvero sto Papa. Uccidere in nome di Dio, ha detto per prima cosa, è un'aberrazione. Però se è normale, allora non è più un'aberrazione, o no? Sempre facendo ragionare il cervello, usando la logica. La libertà di espressione comporta però anche un dovere. Non si può provocare, non si può insultare, non si può prendere in giro la fede degli altri. E ha fatto il più elementare ed efficace degli esempi. Non è giusto reagire violentemente, ma se un mio grande amico offendesse mia madre, saprebbe che può aspettarsi un pugno. Anche se la violenza è sempre sbagliata, potrebbe aspettarselo. Il più semplice degli esempi per parlare a tutti, no, il più semplice e il più sbagliato degli esempi per parlare ai cretini, i quali cretini sono tanti, milioni di persone. E quindi giustamente il Papa si rivolge all'uditorio che ha, ai cretini, ben consapevole che gli intelligenti, che qui non è un giudizio di valore, sia ben chiaro,
Gli intelligenti ci sono, ma in gran parte stanno zitti, fanno finta di, o la mettono sullo scherzo, come Gramellini oggi sulla Stampa. Sì, facciamo 2 battutine sul pugno, la mamma, telefono al parroco e gli dico: ma se insultano tua mamma, tu come reagi? Ma non è quello il punto, perché il Papa ha detto lui per primo, prendiamolo sul serio, ha detto andiamo a Parigi, parliamo chiaro, è normale, chiaro di così. E la editorialista di Avvenire, sinceramente, fa cascare le mutande a terra a leggere questo editoriale. Scusate, è una metafora elegantissima che rivela tutta la mia limpida e colta formazione presso le migliori università dell'Eurabia, ma questo è lecito esprimere sì, è chiaro che queste sono opinioni, sì, non è la rassegna stampa in questo momento, sono opinioni, però alle volte uno gli viene voglia di esprimere le sue opinioni, o si può ancora. Berna sgancia il franco dall'euro. Andiamo al Sole 24 Ore, ma per respirare una boccata di palta, perché in confronto all'altra sostanza che abbiamo mangiato e respirato fino adesso è molto meglio la palta di quell'altra roba là. Berna sgancia il franco dall'euro, shock sulla valuta svizzera, eccetera eccetera. Vi segnalo solo, e così chiudiamo con 2 minuti d'anticipo, è contenta la regia e gli investitori della pubblicità. L'Espresso oggi ha una serie di articoli interessanti sul tema del jihad e dell'Italia in relazione anche alla presenza in Italia della rete jihadista, della guerriglia islamica, ma c'è anche sul Venerdì di Repubblica un articolo interessante sull'Indonesia, terra lontana, però anche lì la Sharia è arrivata a comandare sempre più. L'Indonesia si sa che è largamente islamica, ma la Sharia ha assunto sempre più peso anche in Indonesia. A 10 anni dallo tsunami, gran parte della regione di Aceh, nell'isola indonesiana di Sumatra, è stata ricostruita, ma è enormemente cresciuto anche il potere degli imam, che hanno instaurato un regime del terrore. E questo, diciamo, su scala globale, mondiale, non rimanendo a Milano o in Italia o in Europa, ha un suo significato su scala globale, perché l'ideologia coranica non è limitata a un singolo paese, all'Europa. È un'ideologia di stampo globalista e da questo punto di vista Financial Times e gli altri globalisti finanziario-economici forse, diciamo, hanno qualche punto in comune. Anche se non fanno nulla, le coppie che si appartano vengono punite con la fustigazione in Indonesia, Giacarta e Sumatra, e tutto il resto raccontato nel resoconto dell'inviato Pietro Del Re.